Buongiorno, benvenuti a questa seconda giornata di Finanza e Fiducia. Questa mattina aprirà i lavori il professor Giuliano Petrovic dell'Università di Venezia, il quale ci parlerà di argomenti estremamente interessanti, sempre relativi alla genesi delle banche popolari sul nostro territorio e su altre questioni che egli ha studiato nel corso della propria intensa vita professionale e accademica. Un benvenuto al professore, un ringraziamento da parte di tutti i risparmiatori, anche se in questo momento sono presenti in pochi. Come al solito dobbiamo osservare che le istituzioni sono totalmente assenti da questi momenti che dovrebbero essere interessanti anche per esse al fine di comprendere qual è la situazione di noi misero popolo loro. Non ci preoccupa e noi percorriamo lo stesso il nostro percorso. Benvenuto professore, a lei la parola, grazie. Vi ringrazio molto dell'invito. Io ho avuto parenti dalla parte della nonna che sono vissuti a Treviso e in parte anche a Montebelluna, ma si perde nella memoria dei tempi. Io sono un frutto tardo, la mia mamma aveva 43 anni quando sono nato e avevo due fratelli e praticamente quattro genitori. Talmente tanta la differenza, 14 anni col papà e 12 con mia sorella. Allora, il tema è l'origine delle banche popolari italiane. Il personaggio forte è Luigi Ruzzati, su cui ho avuto modo di approfondire lettere, pubblicazioni, eccetera, che vi dirò meglio. Con orgoglio dico che è l'unico veneziano che ha fatto il presidente del Consiglio dei Ministri nel 1910, quindi ha un ruolo anche politico. Allora, parto da un quesito. Sono i tempi storici particolari che fanno emergere personaggi eccezionali, Garibaldi, evviva, oppure sono i personaggi che producono i tempi migliori? È un quesito apparentemente molto astratto, ma ahimè molto attuale. Per qualcuno oggi si parla di un pessimo periodo politico, economico, storico, eccetera. Mi è capitato di leggere un omaggio della strenna natalizia, i discorsi di Umberto Eco, che diceva, ma insomma, una volta uno ci teneva a avere una buona opinione dalla gente che lo circondava. Quindi l'avere un fama di onestà, di uomo probo, eccetera, era molto importante. E diceva negli anni ancora, la riproduzione di un articolo 10 mi parla il dibattito. Sei bravo o non bravo? Ah, irrilevante, basta essere presenti. Allora il discorso di Luigi Luzzato è importante perché? Allora, la scelta penso sia almeno di tre ragioni, almeno per tre ragioni. Primo, Luigi Luzzati fu un personaggio importante nella politica e nella finanza italiana. C'è un libro, una pubblicazione degli anni 80, 84 di Mortara che raccoglie questi grandi personaggi. A me toccò Luzzati e ebbi la fortuna di trovare l'archivio delle lettere su cui ha una serie di dichiarazioni molto personali. Il secondo è certamente la persona che più ha fatto conoscere e diffuso le banche popolari,
il credito cooperativo. E qui c'è un libro di Ballini e Pecorari, Luigi Luzzati, il suo tempo, su cui appunto ho contribuito anch'io, dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia, dove c'è un archivio Luzzati. Non solo, ma c'è anche una collana di pubblicazioni, 13 volumi, Luzzati e la riforma della legge elettorale. Luzzati ha una sua proposta di allargare il numero dei votanti nel 1910, ma lo frega Giolitti perché fa una proposta ancora più allargata e lo fa fuori da Presidente del Consiglio dei Ministri, lo sostituisce e fa passare la sua proposta di riforma. E ancora, Luzzati e le tariffe di commercio nella guerra tariffaria con la Francia, e ancora Luzzati e le banche popolari, e ancora Luzzati e le case popolari, altra sua invenzione. Quindi è uno che fu genio su molti campi. Ancora è un personaggio stranamente contro la mia categoria, che fa teoria, ma fa anche le realizzazioni pratiche, cioè applica i suoi schemi teorici a delle iniziative concrete. Allora, primo di tutto l'Università di Ca' Foscari. Fonda lui insieme al Presidente della Provincia di Venezia, insieme al più grande economista del tempo che è Francesco Ferrara, con cui farà una baruffa infinita, ancora i trattati commerciali, ancora le banche popolari, i progetti di riforma elettorale, leggi di tutela degli immigranti, altro tema di moda. Lì il problema era opposto. Questi veneti che in massa dopo il 1875 andavano emigranti all'estero e ebbene lui fa le leggi di tutela curando i vettori, cioè quelli che trasportavano. Nel 1875 il Brasile abolisce la schiavitù e chi prende? Cioè i veneti, gente solida che sa lavorare, che dà un tocco de mato è la foresta, gratis, che se lo coltivino e questi fanno vigne, allevamenti, le cose più strane. In uno dei viaggi di studio sono andato con la moglie e il figlio a Caxias do Sul, che è la seconda provincia della zona ricca del Brasile, quella più a sud, Rio Grande do Sul, e ancora le persone meno giovani, Caxias do Sul è la prima zona di insediamento dei Veneti, tre Venezie, Veneti, Bellunesi, Trevigiani, eccetera. Ebbene, siamo andati a prendere dei fiori perché eravamo invitati a pranzo e ci ha sentito parlare, dice, e lo Veneto? Sì, sì, siamo veneti. Ah, come va là? Stranissimo, parlano veneto. A me ha toccato fare un giro di conferenze, le palestras, per gli ex conventi tramutati in campus universitario e ho detto, mi dispiace, io non parlo portoghese, vi parlo inglese? Parlo italiano? Meglio, sì, sì. Vi dico in dialetto? Sì, sì, sì. Prima volta in vita mia che mi è capitato di fare una conferenza sulla crisi della moneta brasiliana in dialetto veneto. Come va là? Ancora, le leggi di tutela dei giovani, altro problema. I risanamenti del bilancio statale, altro problema di moda. Luzzati fa il ministro del tesoro e viene detto il ministro della Lesina. Lesina era una compagnia veneziana che erano scansori del bilancio, cioè dovevano tener conto di tagliare spese inutili.
La riduzione del debito pubblico, c'è un capolavoro di finanza nel 1906 in cui converte il debito pubblico in un nuovo debito pubblico a più basso rendimento e i mercati lo accettano tranquillamente. C'era tale la fiducia nel debito pubblico italiano che accettarono la conversione. Tutto il mutualismo, dopo la prima guerra mondiale combattuta nelle tre Venezie, Veneto, Isonzo, Pasubio, eccetera. Ed è distrutta, è piena di residui bellici, distruzioni, eccetera. E lui inventa un consorzio di banche che ha come finalità la ricostruzione delle Venezie, quindi un intervento di risanamento del territorio e l'edilizia popolare. Ha lasciato archivi notevoli e inesplorati. Qua come faccio? No, Ancora, vive tempi diversi, ha una vita lunghissima, nasce nel 41, muore nel 1927, 1841-27, quindi, ed ha avventure estremamente diverse. Nasce col Regno d'Italia, si aggrega al gruppo della destra al potere, cioè Minghetti, cioè Sella, eccetera, è utilizzato dalla sinistra che va al potere, da De Pretis a Crispi, perché sa fare le tariffe internazionali. Quindi guerra con la Francia, no, dazi, cosa colpiamo con dazi? La Francia colpisce i vini italiani e lui fa tutte le tariffe di ritorsione. Ancora, gli scandali bancari, pensate, voi dite, cioè, noi la banca, le banche, la banca romana, c'è dentro la monarchia che aveva fatto investimenti, quindi suggerisce una grande banca, che la Banca Nazionale del Lavoro, suggerisce la Banca d'Italia, che nasce nel 92, eccetera. Le guerre coloniali che produrranno esplosione del debito pubblico italiano. Noi ci lagniamo giustamente, siamo a 131 rispetto al PIL, tanti debiti rispetto alla ricchezza che siamo. È a livello delle guerre coloniali. Finite le guerre coloniali, che tra l'altro pure abbiamo perso, Dogali, eccetera, il debito pubblico è enorme e lui ha il compito di ridurlo. Forte instabilità dopo la prima guerra, 2 rivoluzioni mancate, quella di D'Annunzio da un lato, quella di Gramsci dall'altro, l'avvento del fascismo con cui ha una posizione cauta ma sostanzialmente di grandi riserve. Allora, quali sono i 2 elementi secondo me importanti? Primo, la solidarietà umana. È un romantico. Io avevo pensato all'inno alla solidarietà dell'Europa, l'inno alla gioia, Andy Freud. L'inno alla gioia dice un mondo stupendo in cui tutti gli uomini diventano fratelli. Alle Menschen werden Brüder. Sono le parole della poesia di Schiller che Beethoven musicò e che è l'inno dell'Europa. Quel sogno di fratellanza fra gli uomini. Voi dite giustamente, ci dimentichiamo Caino e Abele, fratelli, non proprio di grande amore reciproco.
non so, Romolo e Remo, altri due fratelli non di grande amore reciproco, ma in genere fratello vuol dire un personaggio con cui hai solidarietà. Dunque, come faccio a Adesso scendere? arriva il No, no, giovanotto. no, vabbè. Vediamo. No. Dunque, Eccolo qua. lo sforzo operativo è di realizzare questa solidarietà. Ti chiedo scusa, non riesco ad alzare il... Queste sono delle slide che molto probabile. No. Questa in base in base a come. Chiedo scusa che provo un attimo a uscire. La croce è la delizia della tecnologia. Eh sì, guarda. Quando vado in crisi rimpiango sempre la mia fedele matitina. Questa è la fine Sì, della sua. perfetto. Perché sono due programmi diversi. Allora, Ah, ho capito. così. Era così, Grazie. le altre le modifico. Allora, lo sforzo per realizzarlo, il più grosso, è quello delle banche popolari. È il primo, ancora prima della laurea scrive la diffusione del credito delle banche popolari del suo manifesto, cioè quello che lui ritiene debba essere il grande tutelato della nazione, il risparmio, e il momento di, come dire, di riscatto anche sociale, dove le banche non sono solo chi raccoglie soldi dai ricchi e dà soldi ai ricchi, ma un sistema estremamente diffuso di piccoli operatori che con un solo voto e un modesto capitale si sentono banchieri. È una cosa non da poco, si sentono la banca è loro. È una cosa importante. Ancora, su questo, no. Sindacato. Sì, niente, non funziona. Qui da capire, rimpiccionisco. Vediamo. Sì. Questa è dell'altra. No. È sempre della stessa. Sì. Dietro sempre tutte quante un po' da risistemare. Bene, dunque, intanto un personaggio che vive a lungo, dal 41 al 27, quindi più di 80 anni. Ancora, è in Parlamento dal 70 fino alla morte, come deputato,
come deputato, come senatore. Passa tutti i regimi e viene ricordato, io ho rivisto la commemorazione al Senato di Tittoni, che è il presidente del Senato del tempo, e del capo del governo nel 27 intuite che è Benito Mussolini, il quale a parole di stima dice un uomo profondamente mite, un uomo pacifico. Un negoziatore di trattati molto stimato. C'è ancora su questa Sì, temo di sì. tutto questo. Sì. Ti lascio? Mi sposto? No, ma vedo che sono un po' tutte da risistemare, mi sa, Vai. le slide, perché quelle successive sono tutte... Ho capito. Vabbè, ha una vita accademica complessa. Viene laureato in diritto, assume, perché allora si usava così, la cattedra di diritto costituzionale con una tesi sulla libertà religiosa nel Belgio, e il suo sogno è avere la cattedra di economia. E si trova in scontro duro con Francesco Ferrara. Ferrara è un economista del tempo, neoliberista, a sua volta parlamentare, ed è il fondatore della Università di Ca' Foscari, Francesco Ferrara, insieme a lui, insieme al presidente della provincia e così via. Cos'è lo scontro accademico che viene tra Ferrara e Luzzatti? Che Ferrara sostiene la letteratura inglese, Smith, Riccardo, eccetera. Conosce molto bene l'inglese, traduce parte dei volumi di questi studiosi e difende accanitamente il mercato e l'approccio teorico puro. L'approccio teorico puro di Ferrara è a favore del mercato, ma è soprattutto un tipo di omaggio alla letteratura analitica inglese. Quindi cita Smith, cita Riccardo, cita gli autori dell'epoca. Luzzatti viene accusato da Ferrara di essere filogermanico. Perché? Perché prende come modello le banche popolari tedesche, che avevano un grandissimo successo in Germania, che avevano come idea questa idea di solidarietà e di piccole dimensioni, tutelate dallo Stato, non libero mercato, tutelate dallo Stato, che ha un compito esterno, non devono essere pubbliche, ma di promozione, pagano meno tasse, hanno alcune possibilità operative. Allora, quali sono i vantaggi di questo approccio delle banche popolari? Beh, nella sua opera, ripeto, le banche popolari, prima ancora della laurea, Luzzatti sostiene
il vantaggio della piccola banca, della banca fatta da poche persone, ognuna con un voto solo. Tu puoi possedere metà del capitale o una semplice azione da 10 lire, voti come quello che ha un sacco di soldi, messo un sacco di soldi nella banca, ma è socio e ha un voto solo. Qual è il vantaggio di questa? Ma forse è bene che vada un po' veloce perché mi trovo in difficoltà. Qual è il vantaggio? Dicono gli studiosi successivi che si difende molto meglio una banca dove ogni socio, per quanto sia ricco, ha un voto solo, si difende molto bene dalle scalate. Se tu devi andare a prendere, a comprare una banca piccola, scusate, se tu devi andare a prendere una banca piccola, puoi fare l'OPA secondo le regole, eccetera, la compri. Cioè prendi una parte del capitale tale da poter avere la maggioranza. È molto più difficile trovare un esercito di piccoli soci che ti diano la maggioranza. Non è altrettanto semplice. Ancora, il grosso vantaggio è la solidarietà tra i soci. Chi ha messo dei soldi nella banca difende la banca, i propri soldi. Ancora, Luzzatto fa delle regole per cui non puoi mai avere prestiti dalla banca superiori alla quota che hai versato. Hai versato 50 lire, puoi avere al massimo credito per 50, non di più. Cosa vuol dire questo? Che rifiuti il prestito d'onore, che sono le banche di Proudhon. Proudhon faceva la banca e poi consentiva finanziamenti per più cioè finanziamenti molto forti, addirittura tassi molto bassi. Quindi aiutava la gente ma rischiava il fallimento se questi non erano poi in grado di restituire il capitale. Ce l'abbiamo quasi fatta. Cominciamo dal fondo. Viene un po'. Bravissimo, Giorgio. Ma sono piene di scritte. Veramente non mi stanno dentro. Bisognerebbe riprenderle tutte quante. Che sia la traduzione, se io rimetto la chiavetta, funziona? In teoria no. Proviamo No. se vuole anche con chiavetta, però in teoria è forse il programma che c'è qui nel nostro computer. È differente da suo. Infatti io l'ho fatto con l'Apple, Ecco, al Mac. Sì. Può essere che quello, perché questo Windows si vanno poi Ho capito. Va bene. E non è una possibilità di conversione. No, vabbè, chiacchiero a... Tanto volete tutti fare le domande. I miei studenti al corso, prima domanda che fanno, professore, ma dove devo investire i soldi? Io chiedo ovviamente, quanti miliardi hai? Ecco, vabbè, non importa. Andiamo avanti. E allora passano in rassegna, ma la borsa, ma non lo so, potrebbe andare bene, potrebbe andare male, ma le case sì, però adesso vengono tassate, vanno su, vanno giù, guarda gli Stati Uniti, eccetera. E allora do il suggerimento da veneziano. Compra un quadro di Tintoretto,
la rivendi all'asta di Londra, hai mercato, arte. Io ho scritto una serie di pubblicazioni in cui non mi spiego perché la Repubblica di Venezia a un certo momento va male. Hanno scoperto le Americhe, i turchi, eccetera. Ma perché resiste così a lungo, 2 secoli e mezzo, nonostante la scoperta dell'America, nonostante la forte espansione dell'impero ottomano. Dicono gli strateghi che la battaglia di Lepanto è stata vinta dai veneziani, avevano inventato queste 5 galeazze altissime, quindi difficili da abbordare, con l'artiglieria dai lati, perché prima le navi avevano o un cannone a prua o un cannone a poppa, quindi sparavano solo se invece qua avevi possibilità di fuoco. E nella prima ora di guerra la flotta cristiana abbatte 2/3 della flotta turca. 2/3, cioè una strage. Tra l'altro la flotta turca aveva un numero di navi superiore, ma ciò di difficile manovrabilità. L'invenzione erano state queste galeazze. Bene, nonostante questa grande vittoria, non riescono a concretarla politicamente. I turchi, l'impero ottomano riesce a rifare una flotta nuova nel giro di meno di un anno e riprendono una a una tutte le varie basi veneziane, Cipro, Candia, parte del Dodecanneso, la Morea, sì. E quindi difficile. Allora cosa fa Venezia? La pace armata. Arma più che può e fa un debito pubblico mostruoso e fa trattati di pace con l'impero ottomano. Noi abbiamo il Fondaco dei turchi, che è una camera di commercio turca, per riuscire ad avere buone. Quindi la fede è importante, ma gli affari tutto sommato hanno il loro peso. Bene, allora, nel libro ancora La diffusione delle banche popolari, appunto il suggerimento di Luzzatti è una gestione molto prudente, con bassi tassi di interesse, scarsi rischi, quindi no speculazioni avventate, e la cosa più importante, con forte radicamento del territorio. Luzzatti è il primo che aiuta banche popolari in giro per l'Italia di piccole dimensioni e di presenze periferiche. E di presenze periferiche, e nasce a Carpi. In un primo momento, e lo vedremo dopo, le banche popolari hanno un forte aumento di numero di sedi e di soci, almeno fino a tutto l'Ottocento. La presenza è circa 1 migliaio per socio, cioè 1 migliaio di soci per banca, ma è a nord l'espansione. Solo dopo il 1883 avete un'espansione di banche anche al sud, mezzogiorno d'Italia. Allora, come vedete, sono più piccole, sono con un numero di soci molto grande, invece abbiamo nel 1908 102.000 soci al sud Italia e isole contro i 3.000 di 4.000 diciamo nord Italia e centro Italia.
quindi la diffusione è lenta, ma un po' alla volta coinvolge tutto il regno. Ancora, una delle iniziative utili di Luzzatti fu quella di trovarsi anno per anno, io ho portato solo alcuni anni, in una associazione nazionale delle banche popolari e si confrontano tra problemi. Cosa facciamo? Allora, prima a Torino non è ancora completato il Regno d'Italia, manca Veneto. Si dice l'esperienza, parla dell'esperienza tedesca, vantaggi di questo tipo di banca, i confronti con le mutue e i buoni rapporti con le altre banche rurali. Perdoni. Sì. No, prego. Gli altri rapporti con le altre banche rurali. Nel congresso di Milano del 1877 sono presenti 80 soci che rappresentano 118 istituti e la grossa discussione su indici significativi se la banca va bene o va male, cosa prendi, il capitale versato, gli impieghi e così via. Poi c'è una grossa rassegna tra le varie situazioni. Naturalmente qual è la banca popolare più importante? Milano, naturalmente Milano, dove c'è una presenza molto importante finanziariamente e competitiva rispetto alle grosse banche. Ancora Bologna, Firenze avete delegati per 118 istituti, sono già cresciuti, Bari è il primo congresso che si fa al sud, 640 istituti hanno mandato delegati al congresso e Bologna sono 730 istituti e per la prima volta si parla di variazione della clientela. Chi sono i soci, che capitali portano, che condizioni di credito ottengono e così via. Dunque, due battute, dopo credo sia opportuno passare a altro soggetto, se volete, se è prevista qualche domanda, qualche discussione. Allora, due battute sulla nascita della Banca Popolare di Venezia, che si è poi fusa con la Banca Popolare di Vicenza. Allora, nasce negli anni 70, secondo le norme del tempo, quindi 20 soci, piccole quote di versamento, ma la Banca d'Italia non dà l'autorizzazione a consolidare la Banca Popolare di Venezia ad aprire un proprio sportello. Passeranno 10 anni, sugli anni 80 la Banca d'Italia cambia strategia, non limitare l'uso degli sportelli, ma diffondere il più possibile il numero degli sportelli, la concorrenza tra le banche e l'apertura all'estero, banche estere, e ha però un difficile esordio come presidenza. Il primo presidente in pectore è uno dei più grossi commercialisti di Venezia. Il secondo è mio cognato, generale della Guardia di Finanza delle Tre Venezie, ma anche lui non si trova molto bene. Passa finalmente a Toniolo, che è il vice direttore della Cassa di Risparmio di Venezia e che dà l'impulso da banchiere, cioè trova una grossa concorrenza all'inizio ed è la Cassa di Risparmio di Venezia, che era la banca locale più prestigiosa, condotta molto bene,
e con grandi forze. Il Banco di San Marco, come capite dal nome del santo vicino alla Curia, e la Banca di Santo Stefano, che è la banca del Portogruarese, nata durante il periodo dell'inizio del Novecento e successivamente molto andata male, quindi viene in qualche modo salvata. Allora, due ultime considerazioni sui vantaggi o meno o i limiti dell'intuizione di Luigi Luzzatto. Primo, Luzzatto teorizza una cosa nuova per il momento, che bisogna diffondere la democrazia, dando possibilità di crescita alle classi laboriose. Questo è il termine usato da Luigi Luzzatto. Le classi laboriose. E tutto sommato è la logica di Confucio. Se uno è povero, non dargli un pesce, insegnagli a pescare, cioè mettilo in condizioni di arricchire. Tema di moda. No. Reddito di appartenenza o promuovere occupazione. La seconda, queste idee di Luzzatto sono appunto valide per almeno 3 ragioni: un forte coinvolgimento dei soci operatori che si sentivano in qualche modo valorizzati e protetti. Siamo banchieri, mica scherzo. Ancora, la tutela dal rischio di scalate da parte di altre banche più potenti. Avete un voto a socio all'inizio, prima della riforma delle banche popolari, e quindi è difficile. Ancora, incentiva risparmio e credito in settori artigiani, commercianti agricoli, operai nelle periferie. Questo è un tipo di valutazione che si rivela buono, si rivela importante. Naturalmente i risultati sono diversi. Nel Mezzogiorno le banche hanno modesti risultati, mentre la Banca Popolare di Milano, come avevamo ricordato prima, è una grossa banca. Restano alcuni dubbi, ma ho visto che il convegno e le 3 giornate di studio sono organizzate per tentare risposte che io non vi do. Crisi finanziaria e leggi bancarie in Italia hanno creato difficoltà o sono stato un provvido incentivo alla trasformazione? Da pubblico a privato, da piccole a medio-grandi dimensioni, chiuso il complesso di Peter Pan. Le banche si sono fuse con altre banche. Secondo, quanto durerà la crisi finanziaria? È stata analizzata, straanalizzata, eccetera. Paul Krugman, premio Nobel, commentatore del New York Times, con perfidia raffinata ha pubblicato un libro, La crisi finanziaria attuale e le economie della recessione. Nella prima parte ripubblica un suo lavoro del 1998 in cui dice che c'è niente da fare, le economie capitalistiche a libero mercato prima o poi
beccheranno una recessione lunga, maledetta, difficile da superare, per ragioni strutturali. È capitata agli Stati Uniti nel 29, è ritornata nel 2007. Quindi spiega che non è un dato eccezionale, no, è una malattia ricorrente. E ancora Stiglitz ha una serie di... Quello è Stiglitz, scusate, con civetteria unica, riporto la foto. Stiglitz è quello di destra, premio Nobel. Quell'altro sono io. Ecco. E ancora l'ultimo flash per collocare la crisi è la crescita della ricchezza per abitante, mondo, quindi tutto il mondo, dalla nascita di Cristo all'anno 1000. Come vedete è stata lì se non leggermente negativa. Dall'anno 1000 all'anno 1100, negativa. Dal 1100 al 1200, negativa. Solo nel 1300 hai qualche miglioramento. Successivamente ai secoli di scarsa crescita della ricchezza per abitante. Un forte salto nel 1800, XIX secolo, e un'incredibile crescita della ricchezza nel 1900. Ma come? 2 guerre mondiali, le più grandi della storia dell'umanità. 12 milioni di caduti nella prima, combattenti, 60 nella seconda, tenuto conto anche della guerra fra Cina e Giappone. 60 milioni. Voi dite, sì, ma non c'era la peste. È vero, la spagnola, l'epidemia spagnola, ha prodotto almeno 20 milioni di morti. Quindi un'epidemia coi fiocchi. Conclusione, nonostante queste enormi difficoltà, la tecnologia ha aumentato la ricchezza di quel di popò, 3 volte e mezzo per abitante, ricchezza per abitante, di 3 volte e mezzo. Quindi la popolazione è aumentata, nel Novecento circa 4 volte, nonostante guerre, epidemie, la ricchezza globale è aumentata di quasi 40 volte. Quindi hai una ricchezza media per abitante notevole. Voi dite sì, ma ci sono quelli che sono cresciuti di più, quelli che sono cresciuti di meno. Certo, oggi il problema non è quelli che sono cresciuti di meno, è tra quanti anni la Cina passerà in ricchezza prodotta agli Stati Uniti. Quindi la prima produttrice di ricchezza nel mondo sarà la Cina. Certo, il futuro è difficilissimo da prevedere. Già la Cina un po' rallenta, ma molto poco. E qualche anno fa, qualche decennio fa, si diceva, vabbè, se la Cina cresce, pazienza, l'Africa avrà tutte le materie prime, ha ancora petrolio da estrarre, minerali preziosi da estrarre e così via. La Cina sarà la potenza industriale, trasformerà questo, farà macchine, eccetera. E noi europei cosa faremo? Ah, mai paura. Noi europei faremo finanza e assicurazioni, le banche e le assicurazioni. Saremo una grande Svizzera mondiale. Anche questo disegno così ottimista e così convincente
forse avrà qualche problema. Bene, vi ringrazio dell'attenzione, mi dispiace molto. Professore, grazie molte. Lei ha toccato tutta una serie di passaggi che stimolano la nostra curiosità, prima dal punto di vista storico e poi anche sul piano più tecnicamente scientifico-economico. Io, cercando di prepararmi, mi sono preparato poco, ad essere sincero, e limitatamente alle mie possibilità a questi incontri. Ho anche visto che Luzzati apparteneva ad una comunità importante a Venezia e nel mondo. Il fatto di appartenere alla comunità ebraica ha in qualche maniera inciso, secondo lei, nella sua visione della società e nel tipo di impostazione sociale che egli ha voluto dare specialmente al mondo bancario? Dunque, domanda difficile. Luzzati mantiene per tutta la sua vita un forte legame con la comunità ebraica in genere. Prima di Venezia studia al Santa Caterina, attuale liceo Foscarini, e ha un grande maestro di religione ebraica che insegna lì. Ma tutto sommato è molto libero come cultura rispetto a questo. Ha dei saggi su San Francesco commoventi, ma come ebreo, diciamo attento al denaro, ecco, come tradizione. Eppure San Francesco, il povero, eccetera, è oggetto di grande ammirazione per Luzzati e di una serie di pubblicazioni di assoluto rispetto. Dopodiché, se devo essere brutale, credo più della religione ebraica che abbia influito positivamente sulla diffusione delle sue idee. La loggia giusta era massone, dichiarato nelle memorie, è del giro dei cavouriani, in Italia come forse ci dicono i libri di storia, i rami massoni sono almeno due, i cavouriani, Ginevra, e la loggia inglese, Garibaldi, e giocavo Mazzini. Probabilmente gioca molto più questo tipo di legami nel suo successo, nella sua carriera. Non pare accademicamente. Accademicamente portare un ebreo in cattedra a 26 anni non era frequente. Per la giovane età e perché insomma, c'era una certa difficoltà. Dopodiché sì, c'è una sensibilità molto democratica, non autoritaria, e anche questo non è del giro, non mi pare del giro. Venezia aveva, dopo il Regno d'Italia, una grande presenza, ma come comunità erano almeno tre le comunità ebraiche. Voi sapete che la prima esperienza di tipo territoriale riservata agli ebrei è il ghetto di Venezia. Ancora, gli armeni erano ricchi e con presenze notevoli, ma insomma tutto sommato giro cristiano. E poi gli ortodossi, i greci ortodossi avevano una
grossa comunità al Ponte dei Greci, ovviamente. Vi confesso che qui ho legami forti. Mio papà era ortodosso, nasce ortodosso, battezzato nella chiesa di San Giorgio dei Greci. Il nonno è morto ortodosso, è la prima persona che ho assistito fino all'ultimo respiro, gli ho tenuto il braccio finché è mancato e poi abbiamo chiamato fatalmente metropolita, Zelival Pope, e l'ha benedetto con l'ulivo, con queste robe qua. È sepolto nel cimitero greco-ortodosso dei greci qua a San Michele ed era una comunità ricca. Noi non abbiamo mai approfondito, ma erano armatori nel cimitero greco-ortodosso qua è sepolto Stravinsky, principesse della Romania, della Russia, morte a Venezia e così via. Quindi c'erano altre comunità ricche e valorizzate dalla Repubblica. Quindi non so se può aver influito la religione ebraica, senz'altro, ma ritengo che siano più importanti nella sua formazione altri giri. Il grande ispiratore è sto tedesco che aveva fatto le banche popolari in Germania ed è luterano, quindi cristiano, e ha sta idea della solidarietà umana. Schiller, an die Freude, tutti gli uomini diventano fratelli. È tipicamente cristiano. Schiller è stato educato nel collegio protestante di Stoccarda, no? Ed allora, professore, io la tormenterò un po' perché ci capita così raramente di poter affrontare temi specifici e con questa profondità. E, citando Luzzati, lei parlava proprio di classi laboriose. Sì. E noi qui riteniamo di trovarci in un'area laboriosa per definizione. Almeno così è la percezione che abbiamo. Il Veneto pare essere un territorio nel quale la laboriosità appartiene al DNA di tutti i veneti, di coloro che arrivano nel Veneto e si rendono partecipi della nostra cultura e civiltà. Lei ritiene che il modello delle banche popolari possa essere ancora un modello attuale e fosse un modello da tutelare, oppure la nuova visione della finanza attraverso strutture più vaste e più tecnologiche necessariamente deve soppiantare questo modello solidaristico? Bellissima domanda. Il mio tentativo di risposta è ancora Luzzati, che ha fatto piccole banche molto protette e molto ancorate al territorio, ma ha avuto l'accortezza di fare un sistema di collegamento tra queste che poteva intervenire a salvare nel caso di difficoltà, che poteva dare suggerimenti. Dopo ci sono le baruffe normali, soprattutto tra milanesi e veneti, ma e quindi ci deve essere un momento di protezione al di sopra della banca piccola, che è una scelta importante, che può essere altamente efficiente, ma che probabilmente ha bisogno di qualche sostegno esterno. Non ho sufficiente conoscenza della Banca Popolare di Vicenza. Noi siamo confluiti negli anni 80, credo. No, dopo nel 90, forse dopo ancora. 92, 94, 94, un sì. po' prima delle nostre banche locali, mi pare. Certo. Sì. Però, per esempio, ai tempi di Luzzati, la Banca Popolare
di Vicenza ha avuto un altro momento difficile e l'Associazione delle Banche Popolari Romana interviene ad aiutarla con Cremona, con Livorno, una serie di banche popolari che avevano avuto momenti di difficoltà e li salva e li fa ripartire. Quindi è un'esperienza, mi pare, interessante. Per quello che io so, devo dire che in alcuni casi Verona sta andando benissimo, no? Pare. Ma la crisi è generale e ancora difficile, cioè non dipende dalla dimensione della banca. Se volete una battuta, forse se la banca è grande non la fanno fallire. Cioè, che mi vada in crisi l'Unicredit sarebbe dura, no? Che mi vada in crisi la Banca Nazionale del Lavoro sarebbe, però si è fusa anche lì con altre banche estere, probabilmente la via è quella. Lei ha toccato un altro tasto che ci incuriosisce perché noi in questo momento stiamo in qualche maniera subendo un attacco, fra virgolette, da parte di una finanza che non appartiene più a questo territorio ma che possiamo definire come finanza milanese, non tanto e soltanto perché Milano è la capitale economica dell'Italia, ma lo è anche perché molte società venete hanno sede in Milano e non soltanto per le proprie forze, ma proprio perché, come lei ha accennato, storicamente vi è un confronto abbastanza acceso fra due mondi, due culture. Ci può spiegare un pochettino che cosa è successo? Perché questi aspetti sono abbastanza sconosciuti ed io per primo vorrei comprendere che cosa ci rende in qualche maniera differenti. Ma nella buona parte dei casi occorre una cultura che non ho sulle situazioni varie concrete delle varie banche popolari, delle piccole banche in genere. Ai tempi di Luzzatti le cooperative rurali erano molto vive. Nella parte ultima la scalata è delle cooperative cattoliche, quindi ci sono delle banche di piccole dimensioni che hanno una propria autonomia e in parte funzionano. Voi dite, beh, se sono cattoliche faranno miracoli, cioè, al minimo, cioè, se no... No, a parte gli scherzi c'è una certa. Dopodiché la vera, come dire, il vero problema è la finanza internazionale. Noi abbiamo un attacco al giorno e più attacchi al giorno all'euro, perché era moneta che era nata in competitività col dollaro. La sterlina è ormai messa in minoranza, ma con una sua, come dire, ancora presenza nel mondo. Brexit, voi dite, avvantaggerà o non avvantaggerà? Non lo so, ma le volte che andavo in Inghilterra a studiare dicevo io no, l'Europa che bello, sì, e tutti i colleghi mi dicevano sì, no, per carità va bene l'Europa, ma però guarda, io ho un mio cugino che è in Canada, lo zio è in Sudafrica e i parenti ne ho ancora in Australia.
C'è Commonwealth che funziona come area di riferimento, non solo finanziaria, ma come area di riferimento delle relazioni umane. Quindi si capisce, non dico si approva, ma si capisce come l'Inghilterra abbia sempre avuto un giro alternativo alla sua presenza in Europa. Anzi, appena fatto il mercato comune, la prima esperienza di Europa a 6, la Inghilterra ha promosso l'EFTA, che era una unione doganale tra Inghilterra, stati scandinavi, quindi in guerra, subito, si è capito, in guerra subito. Dopodiché hai forti resistenze interne alla Brexit. Mio nipote ha sposato una scozzese che è incavolatissima con il risultato della Brexit. La Scozia diceva, noi adesso andiamo fuori dal Regno Unito, facciamo una nazione per conto nostro. E quindi è difficile fare previsioni. Oggi la scommessa è questa. Ricordo 10 anni fa è venuto a parlare il più grosso speculatore internazionale che allora faceva guerra alla sterlina e riuscì a vincere la guerra e a fare un sacco di quattrini sulla svalutazione della sterlina. La sterlina non faceva parte dell'euro, ma questo giocava a ribasso sulla valuta. E dopo qualche anno tentò di giocare a ribasso anche sull'euro. Ma sull'euro ci sono fior di accademici che sostengono la bontà dell'uscita dall'euro, un po' per patriottismo statunitense. La moneta mondiale è il dollaro, che cavolo è sto euro? Quando è nato l'euro si pensava che fosse una moneta non in grado di abbattere l'euro, ma in grado di trovare uno spazio sui mercati finanziari contro l'euro, contro il dollaro, o quantomeno di affiancare il dollaro. Quindi tutti i rischi sono forti. Io ricordo di aver fatto una domanda a un premio Nobel che era venuto in Italia, ma Venezia ha una fortuna che siccome è il campanile di San Marco, quando fai un convegno vengono tutti. Il mio ex rettore Paolo Costa, poi sindaco di Venezia, negli anni 2000 ha lanciato un convegno di premi Nobel dell'economia all'isola di San Giorgio. A San Giorgio fai queste conferenze con un Tiepolo, un Lorenzo Lotto, un Tiziano, esposti in sala, la gente viene con la moglie, con la famiglia, in certi casi anche con la segretaria, ma già, il mondo è mondo e noi siamo peccatori. Comunque la cosa ha tenuto e fino a 2 anni fa hanno continuato a fare i convegni e hai un confronto. Allora era il 2009 e a un premio Nobel poi fa una conferenza stampa e chi dice, ma insomma scusa San, non capisco. Gli Stati Uniti hanno un momento di grande difficoltà, i mutui subprime, la crisi, eccetera, finanza a sbando, e il dollaro rispetto all'euro si è apprezzato. Cioè come? Se il paese va male, il dollaro dovrebbe perdere di valore rispetto all'euro, che ha avuto la crisi un po' dopo.
E lui, bibo, baci, ma l'11 settembre a noi la guerra, no, perché? E dopo è venuta fuori la verità. La verità è un numero unico della rivista Limes, no Lime. Limes è una rivista di strategia militare, è diretta da Lucio Caracciolo, e quel tipo di numero spiegava perché il mondo, soprattutto cinesi, giapponesi, erano venuti in aiuto del dollaro. Hanno comprato dollari a dismisura nel momento in cui appunto gli Stati Uniti erano in crisi, ma flussi enormi. E giustamente, se voi avete investito in titoli sovrani degli Stati Uniti, se voi avete comprato grattacieli a New York e gli Stati Uniti sta male, perdete l'investimento? No, ti coria dargen amati su. E infatti ha documentato sti flussi enormi cinesi e giapponesi in acquisto di beni finanziari in dollari. Ecco perché. Ecco perché. Noi dovremmo avere degli amici che ci comprano gli euro. E no, abbiamo l'Inghilterra che va fuori dal mercato comune, abbiamo qualche perplessità da parte degli Stati Uniti, la guerra è all'Europa. Si tratta di tener botta. Se riusciamo a importare un numero così elevato di giapponesi, cinesi e africani da tenere in Europa, voglio vedere chi ci batte, vero? Adesso lei vorrei quasi dire che è un provocatore. Noi vogliamo, anzi non vogliamo, affrontiamo anche questo tema. Le migrazioni che fanno parte del normale sviluppo della terra e dei movimenti naturali dell'uomo. In questo momento, così come le stiamo vivendo o per qualcuno subendo sul nostro territorio, potranno essere, secondo il suo punto di vista, fonte di ricchezza nel breve e medio termine, oppure ci troviamo soltanto a subire una pressione che per molti è ingiustificata? Sì, no, appunto, questa è la parte più difficile. Lo so. Se vuoi una battuta... Anche quella è gradita. Se vuoi una battuta, tiriamo tutti gli africani qua e poi andiamo a goderci la vita in Africa. Ah, caspita. Marocco va pieno. Allora io mi aggancio alla battuta con un'altra che ho raccolto su un traghetto mentre andavo a visitare l'isola degli schiavi di fronte a Dakar, a Goa, dal vicario per l'Africa, al quale io facevo le stesse domande per curiosità, e dopo avermi raccontato che era stato incarcerato praticamente in tutti i paesi dell'Africa per vari motivi, io ho detto, però lasciava sempre il discorso sospeso, e dire, ma monsignore, ma sta Africa, allora come ha detto, l'Africa è bellissima. L'Africa è un paese straordinario, peccato che ci siano i neri, era una battuta, no? Quindi rimanendo sempre ovviamente nel campo delle battute. Però nel campo delle battute, professore, lei prima ha fatto anche un esordio che ci stimola moltissimo in questi momenti che noi sentiamo come tragici, probabilmente a ragione della grave perdita economica che come risparmiatori abbiamo subito
ed anche del disinteresse che stiamo subendo da parte di coloro che in qualche maniera hanno causato questo disastro, perché riteniamo noi risparmiatori che effettivamente le banche possano essere state mal amministrate, ma sicuramente sono state mal controllate, e coloro che hanno un potere legislativo, quindi una responsabilità diciamo di gestione di indirizzo, sono stati molto assenti in questi anni, o per incapacità o per interesse. Ma sono i tempi che fanno gli uomini o sono gli uomini che fanno i tempi? Adesso noi in che condizione ci troviamo? Scusami. No, no, ci mancherebbe. Cosa ci possiamo aspettare di questi tempi, o con questi uomini o con questi uomini di questi tempi? Ma probabilmente il problema di fondo dal punto di vista economico è il rapporto tra popolazione e risorse. Si dice che la maggior fortuna, il miglior partito per un colono americano dell'Ottocento era poter trovare una moglie vedova con tanti figli. Avevi pronte le braccia di lavoro in famiglia e avevi un paese tutto da sfruttare, un continente come gli Stati Uniti, come le Americhe, America Latina e le Americhe. Io non sono stato bravo, ho 2 figli soli, 2 bambini, uno di 46 anni e uno di 43, e non ho nipoti, sti maledetti, perché professor Goisis è molto più bravo, ne ha 4, con 3 meravigliose fanciulle e un avvenente giovanotto, vero? Mia sorella più brava di tutti, la moglie del generale della Guardia di Finanza, e 7 figli. Vabbè, ma è generale però. E questo è il guaio. Bacio le Un medaglie. anno veniva mandato a comandare Palermo e l'anno dopo veniva mandato a comandare Trieste. Successo. Naturalmente noi restavamo, cioè tenevamo la sorella e tutti i nipoti a Venezia perché era dura. Però è stata bravissima. Oggi la natalità è molto scarsa. I 2 figli, uno è sposato con la scienza, non ha morose, non ha mogli, non ha compagne, spero non è gay, perché è uno tutto. E quindi niente, fa scienza pura. Sì, appunto. Ormai 10 anni che la moglie e io tentiamo di dire la Giovannina che è figlia di amici, brava ragazza, bella ragazza, stupenda ragazza, ma vero, ma non funziona. Come? No, è un caso difficile perché ha un posto fisso, molto remunerato, molto... Ha fatto un figlio buono e uno cattivo. Diciamo che quello cattivo non amava molto la concorrenza, gli dispiaceva che i titoli in borsa di suo fratello salissero, il fumo dei suoi sacrifici saliva al cielo, mentre i suoi non andavano bene, e allora lo accopà, lo ha ammazzato, che è, come si dice, un modo come un altro per vincere la concorrenza. Questa mancanza di fiducia, come avete intitolato voi il convegno, è molto importante perché la Banca Mondiale dice che non vi può essere uno sviluppo economico vero del capitale, chiamiamolo materiale, senza una equivalente forza e energia del capitale sociale.
Cos'è il capitale sociale? Il capitale sociale vuol dire la fiducia. Il nostro capitale sociale è basato sul fatto che noi ci fidiamo l'uno dell'altro, riusciamo a cooperare, adottiamo un modello di relazioni basate sulla fiducia e il cui risultato non è io vinco, tu perdi, ma è io vinco e tu vinci. Quello che gli psicologi dell'organizzazione chiamano il modello win-win, cioè tutti e due vincono. Questo è il capitale sociale. La Banca Mondiale dice perché molte economie vanno a rotoli? Perché non esiste la fiducia, non esiste un capitale sociale. Cosa è successo nel nostro Veneto? Il Veneto è sempre stato famoso per essere la regione che aveva un grado di capitale sociale più alto d'Italia. Insieme con noi allo stesso livello c'è il Trentino Alto Adige. Cioè noi le nostre due regioni, Veneto, secondo i sociologi del capitale sociale, è la regione che ha il più alto indice di capitale sociale, che è misurato come? Dalla quantità e qualità delle realtà associative nel mondo delle imprese, associazioni, consorzi, distretti industriali, come quello vostro di Montebelluna, che è uno dei più famosi distretti industriali, quello dello scarpone sportivo, ma voi sapete che nel Veneto ce n'erano altri 32 distretti, e il Veneto è passato dal pauperismo degli anni 60, in cui ancora il 65% della gente lavorava ai campi, fino a diventare nel 1980 l'ottava regione per prodotto interno lordo dell'Europa. Allora, che cosa è stato il motore che ha creato questa ricchezza? È stato il capitale sociale. Avendo noi un ricco capitale sociale che rifletteva che cosa? Rifletteva antiche tradizioni, non ultimo il fatto che da noi per 9 secoli ha governato un governo serio che si chiamava la Repubblica di Venezia. Questo governo serio era un governo dove, diciamolo chiaramente, Zonin sarebbe stato mandato ai piombi il giorno dopo. Ecco. E i dogi che volevano trasformare la carica in dinastia, cioè dare al Fiol il potere, no? Hanno fatto tutti una brutta fine, venivano decollati. Al Palazzo Ducale in alto, se guardate, c'è tutto quegli archi, 2 di loro, 2 colonne sono rosa. Era il punto dove i dogi venivano decapitati quando volevano fare gli interessi propri e non quello dei cittadini. Un governo così ha un po' plasmato antropologicamente la nostra gente, il nostro Veneto, e ha, con l'aiuto anche di una Chiesa cattolica un po' meno codina di altre regioni, perché voi vi ricordate che la Repubblica di Venezia era famosa per la sua laicità e l'Inquisizione andava dappertutto in Europa, l'unico stato dove non entrava senza il permesso della Repubblica era Venezia. E quando Giulio II, per interessi politici, ha mandato l'interdetto alla Repubblica di Venezia, la scomunica, i vescovi e i preti della Repubblica di Venezia se ne sono fregati e hanno continuato a dire messa lo stesso. Questa autonomia interiore, spirituale, ha dato al Veneto una spinta morale a diventare una regione ricca di capitale sociale, cioè un capitale cooperativo, un capitale che cerca di fare gli interessi anche della comunità. Questo è stato il segreto del nostro sviluppo. Purtroppo, a un certo punto, anche la nostra regione è caduta nella tentazione di Adamo. Serivai i serpenti, invidiosi di vedere che noi avevamo un parco tematico, in ebraico paradiso terrestre si chiama Gan Eden, che vuol dire parco tematico. Lei, signora, le hanno insegnato che significa parco tematico? No? Cosa le hanno detto che si chiama il paradiso terrestre? Sbagliato. Era il parco tematico, cioè una roba bea dove che uno vive bene, vive acqua fresca, eccetera.
e entrato in questo parco tematico gente, il serpente invidioso, che in greco si chiama diabolos, no? Che vuol dire avvocato, con rispetto parlando, c'è qualche avvocato qui in sala? Ecco, cioè quella gente che mette sempre il dito in mezzo tra moglie e marito, avvocato divorzista, tra uno e l'altro, ecco. E mi dispiace, ma il vocabolario greco non l'ho inventato io, si dice diavolo, se vuol dire avvocato, non è colpa mia. Quindi questa insinuazione di questa gente che ha trasformato il nostro Adamo, cioè Zonin, in uno che si era montato a testa e che mancava poco che non si credesse proprio Dio sul serio, e questo ha rovinato tutto. Ha fatto andare in fallimento e è diventata, come si dice, un manager con la bancarotta fraudolenta. Esattamente come il primo giorno della storia dell'umanità. Vedete che si ripete, e noi che avevamo Vicenza, Montebelluna, ma anche Treviso, eccetera, che erano zone dove la ricchezza era spalmata, perché avendo 150.000 piccoli imprenditori e artigiani, no, la ricchezza non era concentrata, come sta avvenendo oggi nel mondo, dove 82 persone hanno una ricchezza equivalente al 50% dell'intera umanità. Ed era una logica che io chiamo la logica della Nutella. Se lei, signora, ha dei bambini, nipotini, quando gli dà la Nutella lei, ecco, ma lei prende, cosa prende? Un panino e poi ci mette la Nutella. Ma come fa quando la spalma? Dappertutto, no? E no, invece nel mondo oggi no. Prendono la Nutella e la mettono tutto vicino a una mollica di pane, tutta così, alta così, e che altri tocchi de pan? Niente. Ecco, il Veneto invece era una splendida società nutellata. Ecco, quando noi abbiamo perduto questo senso di solidarietà, di distribuzione orizzontale della ricchezza, siamo diventati quello che oggi siete qui a celebrare, cioè una società arrabbiata, una società malata, una società sconfitta. Guardate che quando io uso qualche volta l'espressione che a Vicenza e a Montebelluna è successo qualcosa di paragonabile a una guerra mondiale, è vero? Provate a contare la gente come voi che sono rimasti senza mezzi, senza niente. Ecco, questa è la realtà. Allora, grazie Romano. Io prima sono entrato in modo trafelato, ho visto Romano che iniziava, quindi non ho avuto il tempo di ringraziare l'avvocato Andrea Arman che ci ha dato la possibilità di essere qui presenti oggi. Lo facciamo molto volentieri e quindi non so se Andrea vuole magari essere lui a chiedere qualcosa. No, io intanto ringrazio voi a nome di tutti i risparmiatori per la partecipazione. E non sono ancora in campana, nel senso che sono appena entrato e non ho sentito gli argomenti che avete trattato poc'anzi, ma già quelle poche parole che ho sentito le apprezzo per estremamente interessanti, perché arrivano un po' al nocciolo del problema, un problema che ha una connotazione più che economica, sociale, ed è perfettamente in sintonia con i temi che noi vorremmo trattare in questo ciclo di conferenze, che sono proprio conferenze con finalità sociale ed economica, per capire perché siamo in questa condizione in qualche maniera estremamente difficile, per non usare aggettivi ben più pesanti. Metto gli occhiali perché lo voglio. No, domando scusa, abbiamo la necessità di fare le domande al microfono, perché siccome poi faremo anche gli atti di questo seminario, avremo differentemente la difficoltà a verbalizzare. Lei ha fatto dei riferimenti, diremo così. Proviamo con l'altro. Volevo dire, lei ha fatto dei riferimenti, diremo così, storici, facendo riferimento al serpente che si
con la voglia di conoscenza a livello di Dio e dell'uomo, no? Adesso io le domando, no? Praticamente noi ci troveremo in un deserto anche di valori sociali, secondo me. Certo. Ma chi è il nuovo Mosè che ci può riportare e far superare questo deserto di valori? Perché il deserto, si sa, è un luogo di perdizione e anche di morte, però può essere anche un luogo di ritrovamento, di discernimento, di ripresa. Ora, chiaramente, però, questa ripresa dovrebbe essere affidata a delle persone che sono loro in testa a darci l'esempio del ben agire, del ben fare, della cura del bene comune. Ma nella società attuale italiana, probabilmente anche a livello mondiale, che c'è una crisi di valore tremenda, ma chi ci può dare la speranza che potremo attraversare di nuovo questo deserto e ritrovare la nostra unità, la nostra, ecco, lei parlava di relazione umana, la relazione umana, il guardarsi negli occhi, io e tu. Quando vado in banca io parlo a te, dirigente, tu mi devi dare una risposta e se ti impegni con me come dirigente, ti impegni come banca. Non puoi più ritornare indietro quando mi hai fatto una proposta, mi ha dato una speranza di un certo modo. Io ero un risparmiatore quotista di una banca popolare cooperativa. Non sono diventato di punto in bianco un azionista speculatore che mi hai fatto diventare tu. Ora io dico, ma chi ci può far ritrovare questo senso di fiducia? Perché se non c'è fiducia, ieri si parlava e si diceva chiaramente che senza etica non esiste finanza e non esiste banca. Bisogna ritrovare la fiducia nelle persone. Ma come si fa a ritrovare la fiducia in un ambiente del genere, in cui vediamo che anche chi ci comanda non danno l'esempio giusto? Ma allora come si può fare qua? Noi poveri cittadini, poveri cristiani, perché lei è una persona, un teologo, poveri cristiani, cosa dobbiamo fare noi? Ecco, mi scusi. Allora io ringrazio questo signore che è intervenuto perché di fatto ha anticipato la domanda che volevo fare io al professor Toppan. Allora, a me non sembra che la società civile veneta abbia una particolare patologia, anzi, le persone che sono qui non mi sembra proprio che lo dimostrino. Qui c'è stato e non si può nemmeno ogni volta sbandierare il ragionamento finanza uguale male, perché qui c'era una dimostrazione di un uso del risparmio della società civile che era finalizzato alla produzione e alla creazione di occupazione e alla creazione di ricchezza che ricadeva sul territorio. Beh, questo poi tra l'altro bellissimo edificio potrebbe essere un esempio anche lampante di come quando il tutto è virtuoso fa funzionare la situazione. Quindi mi verrebbe da dire, perché poi è un cavallo di battaglia di Romano, e dopo parliamo anche di un libro, ci vogliono le competenze. Non è che si può pensare che appunto si parte tutti insieme, si attraversa il mare, il deserto. E quindi perché ci sia fiducia c'è anche bisogno di una figura che è quella del leader. Anch'io apprezzo molto questa domanda perché diciamo che andiamo al nocciolo della questione, volendo essere brevi, no? Brevis et semper instansibi, diceva Tacito, che strucare, andiamo al sodo. E il sodo è proprio quello che la piaga dove lei ha messo il dito. Faccio due citazioni. Una che riguarda un premio Nobel dell'economia che si chiama Amartya Sen, penso che voi lo conosciate, grande uomo dell'economia, il quale ha detto che non c'è paese al mondo che sia così ricco che non possa diventare povero se ha una classe politica indecente. Ora, se lo dice Toppan, uno dice, beh, se Semo cosa vuoi fare? Ma se lo dice un premio Nobel, io direi abbiamo di che riflettere.
Anche se poi Amartya Sen, giustamente, parlando soprattutto della sua India, perché lui è originario dell'India, ha detto anche che non c'è paese che sia così povero che non possa diventare ricco se ha una classe politica decente. La classe dirigente, la leadership, è il punto cruciale su cui noi misuriamo la capacità sia del capitale sociale di emergere, perché ci vogliono sempre dei leader. La leadership è in crisi, in Italia non ne parliamo, proprio un disastro. Se voi guardate, come dire, il succo della classe dirigente che è il Consiglio dei Ministri, allora c'è una che fa il Ministro della Pubblica Istruzione e che io come docente universitario mi è venuta la psoriasi quando ho saputo che un altro ministro ha copiato la tesi. Poi un altro che parla a vanvera, che è addirittura il ministro della cosa più delicata che è il lavoro dei giovani, che manca, e dice delle stupidaggini che a mio avviso se venisse all'università non gli darei neanche 14 agli esami. Cioè siamo veramente in presenza di una classe politica veramente indegna del ruolo che ha, indegna del nostro popolo, indegna di voi. Perché guardandovi negli occhi io vedo in voi delle persone brave, che si impegnano, che hanno consumato la loro vita, che dedicano ancora il tempo libero ai nipotini, vero signore? Lei è un campione di capitale sociale. Anche perché esiste anche l'economia del dono e non solo la finanza. L'economia del dono, che ha un grande interprete in Marcel Mauss, è un'economia importantissima nelle società ed è una di quelle che nutre di più il capitale sociale di un paese, di una comunità. E un gruppo di economisti, miei amici della Bocconi, dove io ho studiato, hanno cercato di calcolare la dimensione dell'economia del dono in Italia e hanno scoperto due cose: che il 90% dell'economia del dono in Italia è fatto dalle donne. Tutto quello che senza essere pagate fanno le madri, le sorelle, le zie, le nonne, le donne. E ha fatto il calcolo che il vostro capitale prodotto gratuitamente per l'Italia ammonta a 400 miliardi di euro. Calcolando una cifra modesta di 10 euro all'ora per tutte le ore che le donne fanno in Italia nel loro lavoro di domestico, quando che lava e stira e prepara da mangiare e ci lavano le cose, tengono i bambini, i nipotini perché la figlia deve lavorare. Quando brontolano invece glieli caviamo i 10 euro. Vabbè, gli diamo i 10 euro quando lavorano e glieli caviamo quando brontolano, ecco. Però ci sono anche gli uomini che partecipano al capitale dell'economia del dono, quindi i volontari. Quanto volontariato c'è? L'Italia, il Veneto è in testa alla classifica del numero di persone che si dedicano al volontariato. E quindi molti di loro sono uomini, maschi, per esempio quelli dell'Avis, piuttosto che l'associazione degli alpini, eccetera, sono uomini che dedicano, però l'insieme delle loro gratuità non è superiore al 10% di questo capitale calcolato dagli economisti della Bocconi. Ecco, anche, bravo, sì, sono un po' vicino a noi. Ecco, purtroppo devo ammettere che secondo questi calcoli il capitale sociale più basso del paese è in Campania. Dopo al secondo posto viene la Calabria, ecco, e sono lì. A me dispiace di dire che io ho sposato una napoletana, quindi sono al di sopra di ogni sospetto. Ecco, però come studioso devo ammettere che la mancanza di sviluppo è dovuta al fatto che ci siano tante corruzioni, eccetera. Anche Roma come capitale sociale non sta tanto bene. Quindi questa era l'altra citazione che riguarda soprattutto gente come voi di Montebelluna, la tiro fuori da uno
strano personaggio di inizio Ottocento, che pensatore, un po' rivoluzionario, che si chiamava Saint-Simon. Qualcuno di voi ha mai sentito parlare di Saint-Simon? C'è qualche Saint-Simonista qua in aula? Niente, ma che peccato. Saint-Simon è un pensatore che scriveva all'inizio dell'Ottocento: se in Francia tutto d'un colpo perdessimo le 3.000 persone che hanno in mano il potere in questo momento, non accadrebbe nulla. Al contrario, se perdessimo i 30.000 che sono artigiani specializzati, e io aggiungo del distretto di Montebelluna, scienziati, ricercatori, imprenditori, il collasso del paese sarebbe inevitabile e la Francia diventerebbe un paese che non vale niente. Ora, io non so se avete capito il senso di questa frase. È paradossale, lo ammetto, però risponde in qualche modo alla domanda del nostro amico laggiù. Cioè, quando abbiamo la testa che non funziona, il corpo si ammala, si paralizza. Ecco, spero di aver risposto, Carlo, a questa tua domanda e alla domanda di quel signore. Non dovrei essere io a dirlo, ma le persone. Un microfono. Aspetti che arriva il microfono, se no. Pronto? Pronto? Si sente? Sì, molto. Oh, ok. Lei prima ha parlato di competenze. Noi abbiamo un ministro della salute che è stato riconfermato anche come ministro della salute, che ha detto, a proposito dell'aumento dei tumori nella zona dell'Ilva, ciò è dovuto alle diete sbagliate che fanno quelli di Taranto, ed è stata riconfermata ministro della salute. Per quanto riguarda competenze, avendo lavorato 40 anni in banca, ho avuto la possibilità di conoscere anche l'ex direttore generale, amministratore delegato di Popolare di Vicenza, il signor Sorato. Signor, è una parola grande chiamarlo signor. Questo buon cavaliere, laureato non si sa come, perché era ragioniere, a un certo momento abbiamo trovato una laurea, non so proveniente da dove. Comunque questo aveva competenze che dire erano pari a zero, avendoci lavorato assieme, era offendere zero come unità di misura. Questo si era circondato di personaggi assolutamente incompetenti, ma perché? Perché aveva paura che li mangiassero i risi in testa. Aveva una cupola di personaggi al di sotto di lui che non so che fine faranno, adesso si lasciano a casa, ma dovevano lasciarli a casa ancora prima che cominciassero a lavorare in banca. Per quanto riguarda le competenze, di norma un generale bravo sceglie bravi soldati. Ciò non avviene in banca di norma, appunto per la paura che qualcuno mangi loro i risi in testa. Io, avendo lavorato, ripeto, molti anni in banca, ero un pesce fuor d'acqua, perché ritenevo che per fare il bene della banca prima si debba fare il bene del cliente, perché altrimenti, come pubblicità, se uno comincia a parlare male della banca, a cascata tutti scappano. Però questo non succedeva. Purtroppo io mi sentivo, ripeto, come un pesce fuor d'acqua, perché la mia tesi non era assolutamente sostenuta da chi mi comandava, nel senso che prima si doveva fare l'interesse della banca e dopo, se per caso rimaneva qualcosa per il cliente, va bene, facciamo un po' anche l'interesse del cliente. Così non è andata e adesso stiamo vedendo i risultati. Posso aggiungere qualcosa? No, non so se, credo di sì, avete sentito parlare dei sistemi di qualità che poi si sono trasformati nelle famose ISO 9000, eccetera, no? Che vengono usate soprattutto nel mondo manifatturiero, perché è quello che è più adatto a adottare queste forme di controllo di qualità molto dettagliato e specifico. È un po' meno adattabile alle imprese che lavorano invece sull'intangibile, cioè il turismo, per esempio, l'educazione. Non si adattano perché lì non è la scarpa che dobbiamo fare, dove
il controllo di qualità funziona benissimo, le specifiche, le non conformità vengono tagliate prima che la roba sbagliata arrivi al cliente. Mentre nel mondo del turismo, eccetera, si ha a che fare con... se noi lei dove lavora, signora? Dove? Prima alla Popolare di Castelfranco Veneto, poi alla Popolare di Vicenza per 40 anni. Ecco, allora... Adesso sono in pensione. Avete visto come funzionano le imprese? Se uno fa le scarpe e una non funziona e cade, viene tagliata fuori e il cliente non la vede mai. La scarpa che non funziona non la vede il cliente, perché va al negozio e vede quelle che hanno passato il controllo di qualità. Mentre nel turismo no, perché nel turismo tu fai la scarpa con il cliente davanti. Se sbagli ad accoglierlo alla reception, non puoi dirgli scusi, può tornare fuori e ritornare dentro per vedere che io posso fare la cosa secondo qualità. Cioè lì bisogna essere bravi subito. Ecco, ma il controllo qualità è comunque una cosa, una grande innovazione. Io l'ho insegnata all'università per 10 anni e ho visto che i miei studenti, i miei ragazzi e ragazze apprezzavano lo scopo di fondo e lo scopo di fondo è quello che ha detto lui. Perché Edwards Deming e i suoi amici Ishikawa, Masai, Imai Masaki, eccetera, hanno inventato questo sistema? Perché per loro la cosa essenziale di tutto il sistema produttivo, di tutte le organizzazioni, era la customer satisfaction. Loro hanno messo al centro di tutto la customer satisfaction. E quindi era la regola fondamentale di una impresa che funzionava secondo la qualità, era il grado di soddisfazione del cliente. Cioè il fatto di essere un'impresa, una organizzazione, una burocrazia, una banca, eccetera, che metteva al centro di tutto il proprio sistema la soddisfazione. E poi Deming aggiungeva una cosa curiosa: la soddisfazione dei bisogni e delle aspettative esplicite ed implicite. Cioè occorreva, caro amico che hai lavorato in banca, occorreva fare come te, che tu affrontavi il tuo lavoro con l'obiettivo di dare soddisfazione a quello che i clienti ti chiedevano di fare, ma se eri veramente bravo e avevi empatia, cercavi di fare anche gli interessi del cliente che lui non sapeva. Cioè il cliente viene da te, ha delle aspettative esplicite, cioè quello che sa, no? Ma tutti noi capita una cosa del genere. Però essere veramente bravi in un'organizzazione, in uno sportello delle poste, in una scuola, è quella di riuscire ad avere talmente tanta empatia da essere capaci di intuire cose che gli farebbero piacere ma che lui non sa. E invece il serpente ha voluto convincere il cliente a mettere al centro dell'interesse della banca se stesso, il direttore, il presidente, non il cliente. Il cliente non contava niente. Ecco questi uomini che peccano di egolatria, cioè idolatria di se stessi, considerano tutti gli altri solamente delle options. Gli altri cosa sono? Opzionali. Possono esistere o non esistere, a me non me ne frega niente. Questa è l'impostazione di questi uomini. Antropologicamente sono uomini pessimi, direbbe Tacito quando parlava di Caligola. Non so se sono stato chiaro. Come no? Due spunti, due riflessioni, quasi più che due domande. Ancora nel 1980 Nerio Nesi, allora presidente della Banca Nazionale del Lavoro, prima banca di interesse nazionale in quegli anni, in una riunione presso l'Associazione Industriali a Mestre, affermò che la banca è come una qualsiasi azienda,
deve tendere al lucro, al guadagno. Ha una sola differenza, diceva, con un'azienda privata, che l'azienda privata può fallire e la banca non può fallire. Ecco, noi ci siamo cullati su questa illusione per tanti anni e dopo l'evoluzione, la Comunità Europea, le normative interne e tutte cose di questo genere ci hanno disilluso bruscamente, obbligandoci a un risveglio purtroppo doloroso. Questa è una prima riflessione. Seconda riflessione, ma se c'è una classe intelligenza, chiamiamola così, di studiosi, di professori, di filosofi, di docenti, e dall'altra parte ci troviamo noi, spesso anche pensionati e disinteressati e incapaci di seguire certe evoluzioni, certi meccanismi, certe problematiche. Non è che forse anche la classe, definiamola intelligenza, dovrebbe avere e assumersi un po' di responsabilità in tutto questo, rendendosi essa, perché essa ha le capacità anche intellettuali e di conoscenza per poter fare questo, prendersi la responsabilità un po' di calarsi dall'alto e scendere e spiegare queste cose prima che succedano, perché fare questi convegni con 30 luminari di problematiche sociali, economiche, giuridiche, ma dopo che a vacca si è scampata, cioè come sarà la straia quando che non si pielve dal dentro, insomma. Ecco, questo è il mio discorso. Basta, grazie. La ringrazio perché mi tolgo anch'io un sassolino dalle scarpe. Io sono convinto che abbia ragione. Io stesso appartengo, se volete, a quel tipo di persone che dice lei, che cioè quelle che cercano di aiutare chi ha meno conoscenze del bene e del male, come diceva all'inizio la Bibbia, ecco, di aprire gli occhi. Solo che da un po' di tempo, cominciando negli Stati Uniti per esempio con la Goldman Sachs, tanto per fare nomi e cognomi, se li sono comprati. Sì, rubavano come, ma ti lasciamo almeno qualche cosa, ti lasciamo la soddisfazione di andare a vedere un bel paesaggio, di vedere un castello, di vedere degli affreschi, di avere una statua di Michelangelo. Questi non ti lasciano niente, sono proprio peggio dei coyote nel deserto. Quindi, e perché voi sapete, lei sa cosa sono i derivati? No. A malapena? Allora le faccio un esempio semplice che capiscono molto meglio di lei le signore presenti, perché ogni tanto le signore, è vero, si occupano, forse adesso non più, ma le nostre nonne si occupavano anche dei pitussi, giusto? Dite pitussi anche voi a Montebelluna? Ecco. Allora un economista diceva una frase molto interessante, che è la spiegazione dei derivati. Don't count, no, the chickens before they hatch. Non contare i pitussi prima che i uovi si dischiuda. Questi, caro amico, hanno già venduto 10 anni di pitussi prima che vengano fuori dall'uovo. Ecco. Allora, io spero che insomma, no, questo sia un contributo che è stato gradito. Mi verrebbe voglia di aggiungere una piccola codina all'intervento che ha fatto quel signore esperto, diciamo, con i capelli un po' bianchi laggiù, che poi è anche relativo al sottotitolo di questo convegno, no? Conoscere per decidere. È una frase di Luigi Einaudi. È chiaro che se uno non è informato, come fa a essere libero e cosciente nella decisione che prende? Allora, di questi cattivi manager, di questi cattivi leader abbiamo parlato a lungo, ma abbiamo parlato relativamente, se non per mezzo di quel signore che invece ha detto che è stato a lungo tempo un triste dipendente della banca, perché ha potuto constatare come funzionava.
funzionava anche attraverso un brutto meccanismo, no? Allora, chi comprava le obbligazioni parlava col direttore oppure con una persona che non era spesso nemmeno il direttore, perché il direttore isolava qualcuno che era delegato a fare questa operazione. Poi non entriamo nel merito fino a che punto era cosciente o non era cosciente. Spesso, insomma, c'erano questi bellissimi corsi di formazione in cui ti facevano una zucca così, no? Li ho visti anch'io. Però, per dirla tutta fino in fondo, perché questo sistema... Allora, Romano prima ha detto, io l'avevo detto, no? Ma allora, quando uno dice, io l'avevo detto e tutto cade nel vuoto, come mai cade nel vuoto? No? Allora io dico che invece ci sono dei settori che sono delegati a informare le persone. Uno è il settore dell'informazione, quindi mi ci metto anch'io, i giornalisti specializzati in particolare. Ecco. Ecco, io non arrivo... Poi c'è il mondo accademico, laggiù c'è Giuliano Petrovic, che, insomma, col quale abbiamo fatto tante cose con Confindustria, insomma, persona stimatissima. Allora, non facciamo del qualunquismo, diciamo le categorie sono corrotte, gli uomini possono indulgere, cadere in peccato. Insomma, quando c'erano queste bellissime assemblee che costavano un occhio della testa, si chiamava il giornalista di grido. Voi pensate che venisse gratis? No, di solito sua moglie aveva una partita IVA e faceva una fattura da 5, 6, 7 mila euro più IVA, 20.000, 30.000. Poi c'era qualcuno che faceva la rivista L'Ausorgan di Veneto Banca, era il fratello di un noto conduttore televisivo. Vincere la gente si andava in prima serata la sera su TG1, su Rete 1, non faccio nomi perché insomma c'è tanto, lo sappiamo tutti, le sappiamo tutti, insomma, no? Queste cose qui. Per motivare i dipendenti chiamavano Ricci o Dan Peterson per 2 ore e pagavano migliaia e migliaia di euro. 20.000 euro, 10.000 euro, le sappiamo perché io le ho viste le fatture, quindi, ho collaborato anch'io. Sì, esatto. Folli, però erano funzionali ad un sistema che non doveva essere quello che è stato descritto da Romano, cioè una banca che lavorava per i risparmiatori, ma una banca che lavorava per qualcun altro. Quindi adesso però un'ultima battuta, perché non si può essere, cioè, il ruolo nostro è anche quello di essere i cani da guardia, di dire le cose negative, però insomma con una società civile così. Incoraggiarvi a essere come Martin Lutero, posso dirlo signora? Ecco, siate un po' luterani, perché a essere troppo remissivi bisogna essere assertivi. Cioè se noi siamo convinti, come io sono convinto che guardandovi in faccia siete delle persone che hanno un certo grado di libertà, di autocoscienza e anche la capacità di essere un po' coltivare in voi questo spirito di libertà, di non accettare di entrare in collisione o collusione con questa gente, come ha cercato di fare lui, poveretto, che in qualche modo hai cercato di non fare, ecco, non fare il complice, no? Ecco. E siate uomini liberi anche nello scegliere i vostri leader politici, perché la consuetudine di qualcuno che dice mi tanto che sia ignorante e che copi la laurea, eccetera, sono sempre comunque eletto, fategli lo scherzo di non eleggerlo. Basta, io... Grazie professore, scusa Loris, prego. Sì, in parte ha già risposto professore, però mi permetta un'osservazione. Secondo me siamo in guerra, è una guerra economica, è una guerra di informazione. Credo che noi cittadini possiamo fare ben poco di fronte a questo, perché a me hanno insegnato una cosa:
quando si guida una macchina generalmente c'è un autista. Qui ci troviamo di fronte a delle responsabilità che ci vogliono addossare, ed è vero che la responsabilità principalmente è nostra, perché se c'è il politico che ha comperato la laurea basta non fare la X quando è il momento. Però io mi scuso, sono arrivato in ritardo, lei ha esordito dicendo le economie vanno a rotoli perché manca la fiducia. Non siamo proprio di fronte a un attacco al nostro modo di essere, perché qui c'è sempre stata fiducia. Io ho sempre avuto fiducia nelle banche, perché io fin da quando ero piccolino, che mio papà mi ha dato i primi 10.000 lire, ha detto mettili in banca, perché lì è la musina, perché lì sono i tuoi risparmi, perché lì li troverai quando sei grande. Io sono diventato grande e ho perso tutto, però al di là di questo io mi rendo conto che non è più un problema di responsabilità di persone o meno, qui siamo di fronte a una guerra, e di fronte a una guerra bisogna usare le armi, perché se andiamo lì con l'ulivo della pace e di fronte c'è un cannone, a mio avviso non resterà niente di noi. Ovviamente integro subito Loris, perché nella veemenza delle esposizioni le armi non da fuoco, ma le armi adeguate alla circostanza, perché sicuramente c'è qualcuno che ci ascolta in sala che dopo prende gli appunti, come dire, settoriali, e non vorremmo spaventare nessuno. Sarà semen serpentis, cosa vuole dire? Probabilmente abbiamo perso il senso del timore di Dio. Timore di Dio che non vuol dire tremore di Dio o paura di Dio, ma senso del riconoscimento della nostra fragilità, della nostra, come si può dire, finitudine, limitatezza. Questo ci porta a che cosa? A diventare quasi un delirio di onnipotenza. Ed ecco il principio della conoscenza del bene e del male, no? Che era stato vietato ad Adamo. Ma questo però ci deve far capire che, secondo me, una riflessione, che la fragilità non è simbolo di debolezza, anzi, il contrario. Se io sono fragile, cerco la relazione umana. Cercando la relazione umana, diremo, ingigantisco questa mia debolezza. Quindi unendomi, per esempio, in matrimonio, faccio figli, con un amico divento amico, creo relazioni umane, creo una comunità allargata, e questo ci porta ad una forza. Addirittura noi abbiamo una forza che direi quasi divina, una donna che creano la vita. È una roba divina. E io direi che questo qui è un simbolo che deve essere percepito anche da chi ci comanda. Sei un fallace e sei un fragile, non sei onnipotente. Da questo poi scaturisce tutto il resto. Allora, un grande successo lo vuole come assistente all'università. Quindi... Posso aggiungere una cosa, che noi siamo fragili e che siamo sostanzialmente una relazione, è dovuto anche al messaggio che nasce nel Genesi, dove la nostra somiglianza con Dio dipende dalla sessualità. Cioè Dio dice, Bara Otto, dice li creò, uomo e donna li creò, perché? A nostra immagine e somiglianza. Quindi la nostra somiglianza con Dio, contro quello che ha insegnato i preti di solito, perché i preti sulla sessualità sono sempre stati con le mani in alto, sbagliando, è che è lei che ci rende simili a Dio. Cioè siamo relazione di fiducia, d'amore, e la sessualità aiuta in maniera profonda questa nostra umanità fragile. Noi cerchiamo la donna perché? Perché la donna ci aiuta a essere meno fragili, e la donna cerca noi perché lo aiutiamo a essere meno fragile. Insieme siamo forti. Ecco, a immagine di Dio. Grazie, vi scusate della lezione di teologia fuori... Io non le permetto, mi perdoni, vorrei porle una domanda. Scusi il tono imperativo, ma era naturalmente scherzoso. Lei prima affrontava la crisi dell'economia e dice la nostra economia sta andando a rotoli. A me viene un dubbio che ci sia un'economia che è la nostra che sta andando a rotoli e ci sia un'economia differente che invece sta andando molto bene.
È una sensazione che trova un fondamento oppure no? E poi un'altra domanda. Lei sempre prima parlava di qualità di persone, come l'ha fatto anche il professor Petrovic, ed è un tema naturalmente fondamentale questo. Ma voi studiosi avete magari scoperto una medicina per invertire questo meccanismo che mona chiama mona? Cioè dobbiamo uscire da questo vortice che ci sprofonda. C'è una soluzione oppure dobbiamo confidare proprio su quello Spirito Santo nei confronti del quale lei è un po' critico, magari non tenendo conto che è anziano anch'egli e quindi magari non si può applicare sino in fondo? Meno male che non ci senti il vescovo, se no si scomunica. La mettiamo No, sempre un po' guardate, sul faccetto. io oltre alla scienza del management sono stato e sono tuttora docente di economia del turismo. E sono 30 anni che grido da tutte le parti dove posso, anche qui, che la nostra economia potrebbe andare a gonfie vele. Però occorre della gente che decide di far andare a gonfie vele certe cose e meno ad altre. Prima si parlava, mi pare qualcuno di voi o addirittura Carlo parlava della Lorenzini e di Taranto. Ah, ecco, lui parlava della Lorenzini di Taranto. Ho fatto il manager in Basilicata per un'intera legislatura chiamato dalla Giunta e ero contrario al fatto che facessero le trivellazioni di petrolio in Basilicata. Voi sapete che in Basilicata si vede il petrolio, ecco, no? Ecco, bravo. Nel 96, quando sono andato in Basilicata a fare il manager dello sviluppo territoriale e turistico, lo dicevo. Guardate che 1.000 miliardi investiti nel petrolio creano 300 posti di lavoro, mentre la stessa cifra investita nel turismo ne crea 12.500. E quanti danni collaterali? Contro l'ambiente, eccetera. Ma se uno rovina l'ambiente, che turismo vuoi fare? Allora, parliamoci chiaro, è una scelta politica. Se i nostri politici decidono il petrolio, le trivellazioni, eccetera, vuol dire che qualcuno li paga. Perché sanno anche i sassi che noi, i nostri vantaggi competitivi dell'Italia, sono la cultura, il turismo. Che investimenti facciamo su quelli? Poco o niente. Una volta, quando c'erano ancora i democristiani, erano un po' meglio di adesso. Comunque lasciamo perdere questi discorsi. Ecco, però sceglievano della gente capace a fare il ministro degli interni, eccetera. Poi arrivavano al Ministero del Turismo e dicevano: c'è qualche semo qua in sala che può fare il ministro? Cioè, la classe politica italiana non ha mai capito che il nostro vantaggio competitivo era il turismo. E il turismo è l'economia più capace di distribuire in maniera orizzontale la ricchezza del mondo e meno inquinante, perché mentre il rispetto dell'ambiente per le industrie cercano in tutti i modi di avere un rispetto dell'ambiente il più basso possibile, basta vedere il petrolio, no? Per il turismo invece è il contrario, perché il rispetto dell'ambiente nel turismo deve essere il più alto possibile, perché costituisce per lui un vantaggio competitivo, una ricchezza. E insomma, amici miei, io non so, secondo me è colpa mia, perché io adesso ho parlato a voi e magari forse avete anche manifestato qualche consenso alle mie idee, sì? Però quando faccio questi discorsi ai politici è come lavare, no, diceva che altro, aria fritta, ecco, bravo, non serve a niente. E quindi... Ecco. Comunque grazie, lei è molto gentile. No, nel senso che i beni culturali italiani, quando lavoravo al Consiglio d'Europa, ho lavorato 10 anni per il Consiglio d'Europa a Strasburgo e con i miei amici dell'UNESCO, eccetera, si faceva un calcolo approssimativo, no, del valore in termini di bilancio in conto capitale,
non in conto economico, perché in Italia in pratica non esiste, ma in conto capitale dei nostri beni culturali. E si è calcolato intorno al 30.000 miliardi di euro. In pratica 15 volte il nostro prodotto interno lordo, il doppio del prodotto interno lordo degli Stati Uniti e della Cina. Basterebbe aggiungere al bilancio in conto capitale anche un bilancio in conto economico e valorizzare questi 30.000 miliardi, o anche, perché no, dire facciamo una holding dei miliardi dei beni culturali italiani e chi compra il 10% avrà dei vantaggi di prelazione, di vendita, di acquisto, di usufrutto temporaneo. Io domando al Fondo Sovrano del Qatar, dove sono stato, la moglie dell'Emiro è appassionatissima di arte, ecco, solo che poveretta ha fatto il museo più bello del mondo, ma è Esevodo, perché non dica niente, no. Allora basterebbe convincere loro a acquistare solo il 10% di 30.000 miliardi. Cosa fa il 10% di 30.000 miliardi? 3.000 miliardi. Noi paghiamo subito l'intero debito pubblico, ne avanziamo 1.000 per fare investimenti su tutto il resto dei beni culturali. E lei sa chi è la seconda nazione del mondo per beni culturali? No. La Francia. La Francia, bravo. Come fai a saperlo? Vabbè. Ecco. La Francia. Lo Spirito Santo. Ecco. E sapete qual è il rapporto tra Italia e Francia nei beni culturali? A parte i cose italiane che i galori, Stavo per integrare. possiamo perdere, ma nonostante che abbiano tante robe italiane, sai qual è il rapporto oggi? 7-1. I francesi guadagnano 85 miliardi di euro all'anno sui loro beni culturali e noi con 7 ne guadagniamo 45. Però professore, la domanda cruciale che ci sta tanto a cuore, se lei avesse una medicina per liberarci dai mone, non ce l'ha neanche lei. Sentite, ha ragione lui, mettetemi Presidente del Consiglio. Prenderemo in considerazione. Lui, quel giovane là, con la barba, ha ragione. No, parlavo di lui che ha detto che mi faceva onorevole. È troppo poco onorevole, devo diventare assolutamente al minimo primo ministro. Oh signore, scusate queste battute, no, ma Grazie molte. mi perdonate, siete buoni, sì. Se lei fosse nel Vaticano, dove si collocherebbe? Il Vaticano? Posto qua. No, adesso io non... Si collocherebbe? No, guardi, allora, nel Vaticano io ho già, esatto, mi hanno già cacciato via perché quando ho fatto la tesi La libertà del cristiano di Freiheit des Christenmenschen, mi hanno detto questo qua è poco affidabile, meglio mandarlo a casa. Ecco, perché difendevo Lutero, no? A quei tempi. Ma sicuramente sarei lontanissimo dal cardinal Burke, che è cappellano del Sovrano Ordine Militare di Malta ed è uno che secondo me non ha neanche un briciolo di fede così, e che è il capo dell'ala conservatrice contraria a Bergoglio. Diciamo che il cardinale che mi piaceva di più purtroppo non c'è più, è il cardinal Martini. Basta. Grazie professore Toppan, grazie Carlo Mazzanti. Speriamo di avervi ancora fra noi nei prossimi giorni e speriamo di avervi anche allora, vista la competenza, in un prossimo convegno dove tratteremo non come risparmiatori ma come curiosi della figura di Paolo Sarpi, che immagino che con gli accenni che lei ha fatto ne sia profondo conoscitore. Ho parlato male degli avvocati, ma l'unico avvocato di cui parlo bene è Paolo Sarpi, perché ha difeso la Repubblica di Venezia a Roma a proposito della scomunica. Allora, Grazie. la prossima volta una storiella sugli avvocati. Grazie amici. Professor Goisis,
Grazie di averci aspettato. Anticipiamo l'intervento del professor Goisis, proprio perché c'è stata una defezione purtroppo stamattina per malattia e quindi liberiamo il professore anzitempo, anche se vorremmo tenerlo con noi per tutta la giornata ed anche i giorni successivi, perché ciò che ci manca in questo momento più che in altri è proprio la conoscenza. Io ritengo che questi siano momenti fondamentali per riempire quei grandi vuoti che purtroppo stanno caratterizzando la nostra società. Come dicevo ieri, io sono un accanito sostenitore di una tesi inversa rispetto a quella che politicamente impera in questo momento, ovvero sia noi assistiamo che nella nostra classe politica c'è una regola, seppure non scritta ma diffusa, che ignoranza fa grado. Io invece sono fermamente convinto che la cultura sia un importantissimo valore aggiunto e sia l'elemento che ci può consentire, primo, di non cadere più negli errori che abbiamo commesso tutti quanti, io per primo, ma secondo anche di porre le basi per quella ripartenza sociale ed economica che è necessaria al nostro territorio per superare la gravissima crisi che sta attraversando ed attraverserà. Quindi benvenuta la cultura in ogni sua forma. Grazie professore. Sì, io non ho esitato quando l'amico Giuliano Petrovic si sente abbastanza, forse bisogna metterlo più vicino. Si sente? Bene. Quando l'amico Giuliano mi ha parlato di questa iniziativa, ho sentito proprio il bisogno anche di testimoniare, perché sono stato molto colpito da tutti gli avvenimenti. Insomma, questa è, come è stato detto bene stamattina, è una crisi di fiducia, e chi capisce quanto è importante la fiducia, anche se è un sentimento difficilmente afferrabile, sa che è legata alla stessa coesione di una società, la stessa capacità di sviluppo di una società è legata alla fiducia. E quindi qui anche mostrare come il problema non sia solo di una parte consistente di risparmiatori traditi che si sono sentiti traditi, ma un po' di tutta una società che ha subito uno scossone, un vacillamento molto forte. E sono state dette molte cose giuste, secondo me, anche sulle varie contraddizioni che la Chiesa Cattolica ha avuto. Ma il titolo del mio intervento richiama la linea del suo insegnamento fondamentale. Voi potete dire che in molti uomini di Chiesa, non solo preti ma anche laici, c'è una certa ipocrisia, nel senso che c'è una certa distanza tra quello che viene affermato e sostenuto teoricamente e i fatti. In parole povere, predicare bene e razzolare male. Però ricordiamoci del fondo di saggezza che c'è in questa massima. L'ipocrisia è comunque un omaggio che il vizio rende alla virtù. Quindi le cose che vengono sostenute comunque rimangono preziose e valide molto spesso. Bisogna distinguere, perché c'è in tutte le nostre azioni un limite, c'è un elemento di contraddizione forte, però c'è anche un filo conduttore che va individuato. Quindi quello che io vi prego di esaminare, magari poi mi diffonderò più se c'è la possibilità degli atti, è il senso di questa tradizione, soprattutto a partire dalla Rerum Novarum 1891, la tradizione della cosiddetta dottrina sociale della Chiesa, che in realtà rimonta a qualcosa di molto più antico. Il primo punto di cui volevo parlarvi riguarda la svolta su certi temi impressa dall'attuale pontificato. Una mossa di cambiamento che suscita molte controversie. Se in tutte le periferie del mondo è accolta come una risonanza di emancipazione, di miglioramento, di attenzione, negli Stati Uniti, soprattutto negli ambienti dell'imprenditoria,
stanno fiorendo moltissime critiche, in realtà è un segno di contraddizione questo insegnamento. E parto da un'espressione estremamente tagliente. Papa Francesco, un uomo riservato, un uomo piuttosto mite, a suo tempo a Buenos Aires veniva considerato perfino un moderato, perfino un conservatore, nel senso che rifiutava molti aspetti della teologia della liberazione. Poi però quando si esprime diventa tagliente, perché evidentemente le ingiustizie sono molto forti. Mi limito a leggere qualcosa di questo paragrafo 53 di Evangelii Gaudium. È un testo che lui ha scritto e licenziato subito dopo la sua elezione al pontificato. E il tema è questo: una certa economia uccide. Così come il comandamento non uccidere pone un limite chiaro per assicurare il valore della vita umana, oggi dobbiamo dire no ad un'economia della esclusione e della inequità. Guardate, qui non usa iniquità, che indica un po' la colpa, il peccato nel senso forte, il male, ma inequità vuol dire distanza radicale dall'equità, cioè dalla giustizia. E continua così: questa economia uccide. Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di 1 o 2 punti in borsa. Questo genera esclusione. Non si può più tollerare il fatto che si getti via, si butti il cibo quando c'è gente che soffre la fame. Questo è inequità. Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più forte, dove il potente mangia il più debole. Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate, senza lavoro, senza prospettive, senza via di uscita. Questo senza lavoro ricorda anche le forme di lavoro, ma assolutamente precarizzate, che sono così diffuse nella nostra società. Questo senza prospettive riguarda la perdita del senso del futuro, che per gli educatori è uno dei fenomeni più impressionanti. Nessuno ha più coraggio di fare progetti, di pensare a qualcosa di sensato. E poi senza vie di uscita vuol dire mancano le alternative. Quindi quando una persona in genere si trova di fronte a un bivio, cerca di scartare la difficoltà di prendere un altro cammino, ma qui appunto la sensazione è che le varie alternative vengano bloccate. E qui poi continua, non posso leggere tutto per ragioni ovvie, ma l'idea che fondamentalmente ci sia una visione per cui certa parte dell'umanità è uno scarto. Quindi l'idea che l'uomo possa non essere solo sfruttato, così come avveniva nella tradizione da tempi immemorabili, ma anche che l'uomo possa trasformarsi in un rifiuto, in un avanzo. Ecco la suggestione del serpente di cui ci si parlava prima, con le sue movenze particolari, è proprio questa nell'essenza, cioè trasformare l'uomo in un avanzo. Ricordate anche l'espressione tutt'altro che felice, rottamare. Oddio, se le persone sono dannose, inutili, in posizioni di leader, i leader ricordati sopra, certamente attraverso il gioco democratico vanno messi da parte. Ma qui si parla proprio di una rottamazione dell'umanità. Questo è il suggerimento del serpente. Questa economia, in una parola, è un'economia della esclusione. Quindi la parola emarginazione è una parola ancora debole. Emarginare vuol dire porre a lato, escludere vuol dire indica qualche cosa di molto più forte. E che cosa fanno le persone? Aspettano, attendono. Ritorna l'interrogativo: se non ora, quando? Quando sarà il momento in cui io potrò dire la mia, potrò contare, eccetera.
E qui il riferimento nuovo di questo insegnamento del Papa Francesco è il seguente: stare attenti alle periferie urbane. Stare attenti a questo mondo. Voi sapete che c'è stata una trasformazione, per fortuna nel nostro Veneto non è precisamente così, questa è una delle nostre risorse, ma dappertutto nel mondo ci sono megalopoli, tecnopoli, metropoli che superano i 10 milioni di abitanti, dove i barrios, le bidonville, le periferie sono estese in un modo impressionante. Però aggiunge un altro punto interessante: se questo riguarda la sociologia e l'economia, le periferie esistenziali, cioè le persone che si sentono comunque, anche in un paese, anche in una cittadina, si sentono fuori, si sentono escluse. Quindi c'è una dimensione anche psicologica, per cui il rifiuto viene introiettato, entra dentro le persone in un certo senso. Ecco, questo sentirsi rifiuti, avanzi rispetto al processo produttivo, rispetto all'innovazione tecnologica, che spesso esclude una parte delle persone. Le persone più anziane che non padroneggiano certi strumenti, a partire dal computer. Oggi si vuole tutto trasformare in questa direzione, ma questo esclude una parte delle persone. Naturalmente non è sia facile risolvere il problema. Qual è la vera riflessione critica che si può fare? È stato detto subito, questo Papa è marxista, eccetera. Questo è stato sostenuto anche da autorevoli avversari nell'ambito stesso della Chiesa, che magari mormorano queste cose, non le dicono apertamente. Questo non testimonia né della conoscenza approfondita di una figura, del resto giunta dalla periferia del mondo, come lui stesso dice, dalla fine del mondo. Quindi non è la conoscenza, per esempio, della cultura argentina, che semmai ha avuto il fenomeno del peronismo. Oggi si parla di populismo, nessuno ricorda che il peronismo è una forma molto importante di populismo tra le varie tipologie della politica. Ma non testimonia neanche una conoscenza del marxismo, che è una cosa affatto diversa. Qui il pontefice, nel suo modo diretto e tagliente, non dà indicazioni tecniche e non potrebbe darle, cioè il mestiere non è quello suo. Certe volte si avventura molto anche in alcuni particolari, questo sì, più dei suoi predecessori, ma poi raggiunge un limite oltre il quale non può andare. È piuttosto un'impostazione, è una filosofia sociale, è un atteggiamento che lui tende a suggerire. La critica vera potrebbe essere questa: c'è una polarizzazione nel mondo tra sempre più persone che scendono oltre la soglia della povertà, è stato ricordato anche prima, e persone sempre meno numerose che invece hanno le redini di ciò che conta nel mondo economico, che posseggono e che tengono naturalmente per sé, salvo qualche azione filantropica, i denari che posseggono. In mezzo, ecco, questo è il vero problema, sembra anche in Italia estinguersi o perlomeno assottigliarsi il ceto medio. Questo dimostra un'evoluzione molto potente, molto forte, che già è presente e descritta nella Centesimus Annus di Papa Giovanni Paolo II. Si descrive, cioè, da un lato la minore importanza che assume il ceto operaio, che era considerato da Marx e da molti altri come il ceto fondamentale, l'agente della rivoluzione, del cambiamento sociale forte. Dall'altra parte però anche il venir meno della borghesia, soprattutto con i suoi valori. C'è la borghesia che rimane sempre più timida a proclamare e a testimoniare con forza i suoi valori, che erano i valori della democrazia, dei diritti dell'uomo. Dal Settecento in poi la borghesia era stata corifea di questi valori in un modo molto forte.
anche la predicazione di questo Papa, che viene non a caso da questo mondo argentino e sudamericano, tende a trascurare. È stato un intervistatore, un giornalista bravo, Tornielli, gli ha domandato, dice, ma Papa Francesco, però il tuo messaggio parla moltissimo ai poveri e si rivolge tantissimo ai poveri, incitando in loro la volontà di riscatto, e parla anche tantissimo ai ricchi, da una parte ammonendoli, dall'altro invitandoli a una generosità più feconda, eccetera, ma trascura questo mondo intermedio. Che cosa ha da dire alla gente che lavora, che ha un salario, che paga le tasse, che è preoccupata soprattutto della famiglia, eccetera? È interessante perché il Pontefice ha detto, dice, vorrei studiarla questa cosa, penso che potrebbe avere ragione. E ha parlato di un suo soggiorno negli Stati Uniti per capire meglio anche le vicissitudini di questo ceto medio, che anche lì non sembra godere di salute eccellente. Quindi c'è una specie di autocritica che è abbastanza interessante. Qui ci sono state in realtà delle oscillazioni all'interno della dottrina sociale della Chiesa. I testi di Benedetto XVI erano stati ritenuti da molti nell'esame del capitalismo una sorta di passo indietro. Sembrava che il passo più franco di accettazione, perlomeno qui andrebbe distinto capitalismo da libero mercato, ma la piena accettazione del libero mercato fosse culminata nella Centesimus Annus di Giovanni Paolo II. Però io l'ho riletta recentemente, anche in questi giorni, per preparare questo piccolo intervento, vedo che Giovanni Paolo II distingue varie forme di capitalismo e soprattutto distingue molto bene le dottrine che stanno al fondo, liberismo e liberalismo, anche qui sarebbero da distinguere liberismo, neoliberismo, una visione che è più legata all'economia. Benedetto Croce, grande filosofo liberale, diverse volte aveva detto che è poco significativa secondo lui la connessione tra i due aspetti. Lui si proclamava liberale e con molta più incertezza accettava il liberismo. Quindi la questione qui è abbastanza problematica su questo punto. La storia della Chiesa da questo punto di vista affonda in una problematica che si ricorda pochissimo, che è la lotta contro l'usura. La lotta contro l'usura è proprio un elemento originario, San Basilio, San Giovanni Crisostomo, che è ricordato, ci sono delle chiese anche nel Veneto, che è stato un patriarca di Costantinopoli, quindi appartiene alla Chiesa d'Oriente, insomma. Questa lotta contro l'usura in realtà non è un'esclusiva del mondo cristiano. Un antico testo indiano, il Codice di Manu, condanna in modo molto fermo l'usura, cioè questo arricchirsi in qualche modo con dei tassi considerati non equi e che schiacciano, per così dire, la persona che ricerca il prestito. Cicerone, Catone, Seneca, Plutarco avevano condannato l'usura, quindi anche i filosofi precristiani avevano avuto delle forti intuizioni, addirittura Catone, che era severo, ricordate che proprio da Catone viene il catonismo, questo atteggiamento anche moralistico di condanna spesso, eccetera, ripeteva spesso con un gioco di parole, associava addirittura l'usura e il dominio dell'usura all'omicidio. Lo paragonava addirittura a un omicidio, nel senso che distruggeva la persona con le sue risorse. Se voi volete avere una testimonianza della diffusione di questo sentimento, perché è anche un sentimento contrario all'usura, che evidentemente però prosperava, perché per esserci queste condanne doveva esserci naturalmente la cosa, il fatto da condannare, dovete pensare a Dante e all'inferno. In ben due canti dell'inferno Dante pronuncia una condanna sdegnata e gli usurieri
vengono puniti duramente, immersi in un deserto, per così dire. Proprio per questo nascono i monti di pietà. E due piccole considerazioni: i monti di pietà nascono con questa visione di aiuto, di sostegno delle persone che si trovano in difficoltà che si ritiene momentanea, devono dare un pegno e ricevono del denaro o delle risorse per questo. Pensate che uno dei più importanti centri era proprio il Monte dei Paschi di Siena, che diventa ora invece l'epicentro delle crisi delle banche che agiscono nel modo meno controllato, meno regolato possibile. Fino a qualche anno fa si pensava che l'usura fosse una dimensione premoderna. Oggi voi sapete che l'usura un po' dappertutto, non solo nell'Italia centrale e meridionale, un po' dappertutto ritorna, e una legislazione che pure a livello europeo, con delle varianti piuttosto severe, non riesce a reprimere del tutto questo. Qual è invece l'aspetto positivo, l'altro versante della tradizione della Chiesa? L'elogio del risparmio. Qui c'è un paragrafo molto importante nel compendio di dottrina sociale della Chiesa che pone in relazione il risparmio e il consumo. E la dimensione etica, l'anima etica del risparmio è particolarmente valorizzata, perché risparmio significa attenzione alla famiglia, significa senso anche di sacrificio nel senso positivo da dedicare a qualcosa. Ecco, quindi c'è questa idea di poter impiegare nel modo utile questo. Questo per esempio si trova ben proclamato in un discorso di Giovanni Paolo II del 2 aprile 2004 in occasione della festività di San Francesco di Paola. Quindi il valore etico del risparmio. Rimane sempre una certa diffidenza verso il denaro. Perché questo? Perché in questa cultura, in questa tradizione probabilmente hanno avuto una grande funzione anche monaci, quindi la componente dell'ascesi, eccetera, ma anche di fondo, io penso, il rischio sempre avvertito che la dimensione dell'avere, dal punto di vista antropologico, prevalga sulla dimensione dell'essere. Quindi si attacchi, si sovrapponga a qualche cosa. Pensate anche a tutte le pagine della Bibbia, anche del Vecchio Testamento, che hanno queste figure. Mosè e il vitello d'oro, ad esempio, le pagine del Vangelo in cui il contrasto è con Mammona. Ecco, e quindi bisogna scegliere, o Dio o Mammona, eccetera. Queste cose naturalmente hanno un loro peso specifico e influenzano questo. Per essere sintetici direi così che è ben presente alla dottrina sociale della Chiesa l'evoluzione del capitalismo e l'evoluzione sempre di più verso una dimensione finanziaria. E qui è anche presente questo tema nella Centesimus Annus della delocalizzazione, quello che è stato detto intervenendo, il problema della finanza internazionale. La finanza è internazionale, nel senso che ha esattamente questa natura che è sfuggente, e raramente è capace di radicarsi sul territorio o nasce dal territorio. Ci sono delle eccezioni, sono eccezioni positive, e naturalmente la dottrina sociale della Chiesa prende atto dei rischi di questa posizione. Ecco, dei rischi. Il capitalismo, viene sottolineato, per esempio nella Centesimus Annus, non è l'unica forma di organizzazione economica esistente o possibile. Però nella Centesimus Annus c'è anche questo tipo di obiezione. In realtà non c'è una certa via sistematica, una terza via sistematica alternativa rispetto al capitalismo e al comunismo. Perlomeno sarebbe da costruire, sarebbe da ipotizzare. Per ora questo non c'è, non è attualmente plausibile, non ci sono degli esempi che si possono portare. Ecco, non c'è una via sistematica.
La intuizione attribuita a Luigi Einaudi quando compaiono i documenti di dottrina sociale della Chiesa, secondo la quale sarebbe stata una terza via, è proprio Luigi Einaudi il primo a dire questo, in realtà in questi insegnamenti più recenti non trova, perché terza via vorrebbe dire entrare in indicazioni di carattere tecnico in qualche modo, uscire da questa visione che si cura soprattutto della impostazione. Però ci sono espressioni forti, per esempio imperialismo del denaro, e ci sono degli economisti che invece buttano acqua su questo e cercano di capire meglio le cose. Ci sarebbe come una specie di blocco conoscitivo. Indico soprattutto Zamagni, che è un economista in Italia autorevole, e anche se si avventura in una sorta di utopia, l'economia di comunione, anche Luigino Bruni con i suoi scritti che sono molto ricordati, per esempio compaiono su Avvenire, che è il giornale, uno dei giornali più letti da una parte almeno dei cattolici. La immagine è la banca come impero di sabbia, quindi come un qualcosa che tende a sgretolarsi, che non è così forte come si potrebbero ricordare. Magari negli atti metterò qualche indicazione, figure come Sergio Paronetto e anche i recenti lavori di un professore emerito di economia, Francesco Forte, che è molto conosciuto e che si occupa di recente anche di questa evoluzione della dottrina sociale della Chiesa. Anche lì bisogna uscire dal moralismo, ci sono vari modi diversi di fare banca. Stamattina è stato ricordato benissimo la scuola dei Saint-Simoniani. Qui nell'Ottocento in Francia c'è una lotta molto forte tra Proudhon e il suo socialismo moralistico, che condannava la bancocrazia, ma l'espressione bancocrazia, potere delle banche, è stata coniata proprio dalla scuola saint-simoniana, non da Saint-Simon stesso, e con una connotazione positiva, nel senso che in questa visione tecnocratica l'idea era questa, che lo Stato potesse trasformarsi in una grande banca centrale di cui i singoli cittadini avrebbero potuto diventare azionisti. C'è anche una figura interessante italiana, il Corvaia, che metterebbe di riscoprire, di discutere, che è stato una specie di saint-simoniano italiano. Naturalmente il punto di vista è questo: una banca che funzioni bene, che sia al servizio anche dei correntisti, è un bene comune. E proprio perché bene comune va vagliata e non tanto imbrigliata burocraticamente, ma va controllata in qualche modo. Quindi l'omesso controllo diventa in questo caso una colpa grave, perché sfuggendo da questo, invece che attuare il bene comune, ecco, qui il principio, qui non posso naturalmente soffermarmi, i due principi chiavi sono di sussidiarietà e di solidarietà. Notate questo: ogni 30 anni circa vengono aggiornati questi principi e ricevono una formulazione nuova, il principio di solidarietà e il principio di sussidiarietà. 1891 la Rerum Novarum di Leone XIII, 1931 la 40° anno di Pio XI, Papa Ratti, 1961 Giovanni XXIII con la Mater et Magistra ed infine 1991 la Centesimus Annus di Giovanni Paolo II. Una cosa interessante, è stato detto qualcosa sulla fisionomia del nostro Veneto e sulle sue migliori tradizioni. Forse l'aspetto invece più deficitario è proprio quello spirito critico che sarebbe necessario di fronte a certe situazioni, anche per antivederle, perché come è stato detto, quando poi le vacche sono sfuggite diventa difficile richiudere le porte, oppure le richiudi ma ormai la stalla è vuota. Quindi questo è forse l'aspetto, mentre invece aspetti positivi sono il legame con la famiglia molto forte, che è anche una risorsa dal punto di vista economico, un elemento di coesione, e questo si trova esaltato nella dottrina sociale della Chiesa, e anche la preoccupazione di questi corpi intermedi, cioè che non ci sia questo vuoto abissale ed angoscioso tra lo Stato e il cittadino. Quindi una società civile che sia ricca di articolazioni, ed è quella che oggi dovrebbe farsi carico
di queste situazioni di ingiustizia, di inequità. Quindi da un lato si dice non assistenzialismo, quindi anche una certa caricatura dello Stato sociale, quando con Lord Beveridge, uno dei suoi primi teorizzatori, pretendeva di accompagnare l'uomo dalla culla alla tomba, che si faccia un po' in là, perché questo burocratismo non è sentito come positivo, d'altra parte anche contro il centralismo. Non sono mica solo i cattolici a avere qualche diffidenza contro lo strapotere dello Stato. Qualche volta si dice non hanno il senso dello Stato. Forse vorrebbero uno Stato meno intrusivo, ma sono anche altri, insomma. Un pensatore come Nietzsche che diceva fino in fondo le cose che pensava, e per quello forse poi è finito in quel modo di grandiosa follia, diceva cos'è lo Stato? In fondo rispetto al cittadino è il più gelido dei mostri, perché invece che coordinare, orientare le attività, però con una certa lievità, lui pensava allo Stato prussiano naturalmente, dove i professori andavano spesso a fare lezioni in divisa, insomma, quindi erano proprio in qualche modo funzionari e non davano quella libertà critica che è importante. Allora vengo qui a qualche piccola conclusione che magari si potrebbe... Allora, si tratta prima di tutto di recuperare, è stato detto, questo elemento di una coscienza e di una consapevolezza. Bisogna anche avere coraggio di rialfabetizzarci tutti su queste questioni, perché a volte gli errori derivano da un deficit di conoscenza che impedisce la valutazione. Ecco il punto. È importante questo lavoro e qui è stato detto anche gli uomini di cultura che si rifugiano nel loro orto concluso, nella loro Turis eburnea, non fanno un buon servizio. Io credo che le persone debbano sentire proprio un compito nell'unire le forze da questo punto di vista. Anche perché, sapete, c'è un destino che ci accomuna, Oggi tocca a te, domani tocca a me, cioè dobbiamo vedere le cose con uno sguardo un pochino più... E poi ci potremo lamentare se non abbiamo fatto nessuna proposta, se oltre alla diagnosi, che è un po' facile fare, forse, non diamo, non proponiamo, non intravediamo nessuna terapia possibile. Il secondo è l'elemento etico, dell'animazione etica, che però riguarda tutta la società civile, che riguarda anche la politica e l'amministrazione, come è stato ricordato. Dobbiamo unire le forze. E questa etica non deve essere solo deontologia, ecco il punto. Ci sono molte categorie che nella crisi, ed è un segno positivo, dagli infermieri, cioè, si sono dati un quadro, un orizzonte deontologico, ma la deontologia dipende da principi etici di carattere generale, da un'etica ecumenica, nel senso di riguardare tutto l'ecumene, che quindi è anche etica economica, le due parole hanno la stessa radice, oikos, dimora, casa, con l'usura, con la truffa, con l'imbroglio, con la speculazione, non si costruisce nessuna casa solida per le persone. Ecco il punto. Il liberalismo purtroppo oggi spesso non ha più quello sfondo etico che aveva. Persone come Benedetto Croce o come Luigi Einaudi incarnavano anche quest'etica coerente. Forse c'è questa sfida tecnologica che spiazza tutti. La tecnologia ci anticipa talmente tanto che l'etica corre dietro, ma corre dietro con affanno e fa fatica a tenere il passo. Ecco il punto. L'insegnamento sociale della Chiesa fa capire anche che questa situazione è precaria perché crea conflitti. Se l'economia genera sopraffazione continuamente, viene il sospetto che, primo, solo una guerra o una serie di guerre possono tenere in alimento un'economia che tende, se non al collasso, perlomeno a un certo arresto, una certa paralisi. Del resto, dopo la crisi del 29, questo almeno dicono i libri di storia, per riavviarsi pienamente l'economia americana ha avuto bisogno che si intravedesse un intervento in guerra
nella seconda guerra mondiale, e questo ha permesso anche all'industria pesante di muovere i passi e in parte di risanarsi attraverso queste commesse. Secondo, poi c'è il tema che questo tipo di economia tende a ledere l'ambiente. I nostri problemi sono tutti connessi, quindi questa distruttività forte si manifesta anche a livello della sensibilità ecologica. Allora, in attesa dell'homo donans, che vorrebbe essere postulato da queste encicliche, che per oggi è troppo sublime, troppo lontano, anche se economisti come Latouche, Caillet possono dare anche un contributo suggestivo, occorre recuperare un'etica entro il mondo del business, entro il mondo degli affari. Già si vede con la preoccupazione della qualità, dove spesso questo tema della qualità è sagomato e presentato in chiave etica. Più in profondità riguarda anche il nostro rapporto con il denaro. Io direi di non vedere nel denaro, questo è l'aspetto più caduco anche di una certa sensibilità, tra virgolette, cattolica, non vedere nel denaro un rapporto semplicemente di idolatria, che è possibile anche, ma capire quello che il denaro può fare in positivo, può consentire di fare. Questo è un po' il vero rivoluzionamento, il vero ribaltamento che si potrebbe cercare di operare. C'è una libertà da, c'è una libertà di, ma c'è soprattutto una libertà per gli altri, con gli altri, e a tutto questo il denaro può dare un contributo se ben utilizzato, se ben dedicato, se ben speso. Quindi vederlo non come una specie di privativa, qualcosa di esclusivista, ma vedere un uso corretto e ancora di più, perché la correttezza è ancora formale ed etico in qualche modo, l'uso trasparente del denaro, tenendo sempre presente però che tutti questi valori hanno anche una faccia ambivalente. Per esempio la trasparenza. La trasparenza è certamente un valore, ma in una società di tutto controllo la trasparenza è anche la morte della privatezza, per esempio, che è una tutela importante. Quindi bisogna sempre vedere il rovescio, perché la proclamazione enfatica dei valori spesso è un tranello, è un trabocchetto. Quindi un'etica che sia insieme universale ma anche molto concreta, valevole per tutti ma imperativa anche per ognuno, e soprattutto materiata di diritti e di doveri. Noi qui abbiamo, lo dice molto bene, uno degli scrittori che amo di più di queste cose, Mauro Magatti, dice sempre, attenzione, perché siamo sbilanciati, c'è questo individualismo di tipo radicalista, veramente radicaloide dietro a questa cosa qua, e invece dobbiamo tenere presente la persona, tenere presente questo lato relazionale che c'è. Ecco. Quindi non queste sorta di guerra che si accende spesso tra le persone. Ecco, tenete presente che ci sarà, c'è sempre di più anche una rivolta delle persone che si sentono tradite, eccetera. Tutti hanno diritto a vivere e la rassegnazione non è assolutamente una virtù, però occorrono anche i tempi giusti. Occorre usare bene di queste risorse, è una rivolta morale quella che occorre, una rivolta morale, e la rivolta morale passa anche attraverso un esame di se stessi, non è mai frutto solo del rancore o del risentimento. La conclusione quindi è questa, che la nostra libertà, ed è un discorso che non riguarda solo noi, il nostro sentirsi delusi, disincantati, la libertà deve diventare responsabile, la libertà deve diventare generativa. Cosa vuol dire generativa? Deve diventare capacità di generare comportamenti diversi, lasciare agli altri, lasciare i figli, lasciare i nipoti. Questo è libertà generativa. La libertà generativa è la libertà di chi si guarda intorno e accetta un passo diverso, una cadenza diversa della propria libertà, vuole dedicare la propria libertà, vuole che sia utile questa libertà.
Un anticipatore della dottrina sociale della Chiesa su questi punti era un socialista anomalo, strano, singolare, Charles Péguy. Ripeteva sempre: la rivoluzione o sarà morale o non sarà. Cosa vuol dire morale? Che deve cambiare la testa, deve cambiare la mentalità, il nous. E naturalmente intendeva dire rivoluzione non violenta, perché la violenza, è provato storicamente, compromette tutto. Si parte con le migliori intenzioni e poi si finisce nel disastro in qualche modo. Era un vero profeta. Quindi persona, non individualismo semplicemente. Ecco, venendo qui pensavo, dico, non saranno illusioni queste mie. Io penso di no, perché qui già troviamo delle persone che si sentono unite insieme, in un certo senso affratellate, che capiscono l'importanza del problema, che non vogliono lasciare le altre persone sole e non vogliono essere lasciate sole. Quindi non è un qualche cosa di assistenzialista, è il tentativo di ripristinare dei diritti e dei doveri, ecco, in un quadro ordinato, questo. Venendo qui poi ho visto i primi mandorli che fiorivano e ho detto forse. Terminerei con questo interrogativo. Federico Rampini, che è un bravo giornalista, titola un suo bestseller così: in un'età di caos possiamo ancora fidarci delle banche? Ecco, questo è l'interrogativo che lui pone. Non è un interrogativo da poco. Io direi la fiducia è importante, però non deve essere una fiducia abbandonata, non deve essere una delega in bianco. Dicevo che noi veneti abbiamo, io mi sento più veneto che veneziano, c'è una differenza un po', anche se siamo tutti nostalgici della Repubblica, dei suoi valori, eccetera. Abbiamo questa forma di bonarietà originaria, no? È stato detto bene, non vorrei adesso fare captatio benevolenze, qualcosa del genere, arruffare, per così dire. La ruffa popoli è proprio questo, quello che il Masaniello è quello che accarezza per il verso giusto. Non vorrei che fosse così, no? Però credo che noi abbiamo questo atteggiamento bonario e come cerchiamo di non ingannare gli altri, pensiamo anche di non venire ingannati. Invece la condizione è di essere lungimiranti nel futuro, informati, responsabili, non temerari. Anche l'esaltazione del rischio, che tutta la nostra cultura fa, a volte è sensata, a volte è solo spazzatura. Quindi dobbiamo avere questa lungimiranza. Mi veniva in mente che Europa, in senso etimologico, vuol dire quella che ha i grandi occhi, euops, e quindi che vede lontano. Purtroppo l'Unione Europea negli ultimi anni non ha dato la sensazione di essere lungimiranti, ma noi dobbiamo essere, e anche ostinati in qualche modo, e anche ostinati, perché difendendo il nostro diritto con fermezza, con pacatezza, con testardaggine, non difendiamo solo il nostro diritto, difendiamo anche il diritto altrui, la causa altrui. È su questo che scatta la solidarietà, perché veramente si tratta di una causa nostra. Si passa dall'io, noi tendiamo a passare tutto per la cruna dell'ego, non mi sbaglio, la cruna dell'ago, in questo caso passare tutto per la cruna dell'ego, passiamo invece tutto per la cruna del noi, che è molto più importante. Scusate se vi ho preso qualche minuto in più, è più che altro una testimonianza appassionata e credo che questo sia il senso di venire qui. Qui non mi ripromettevo altro che dire, forse le persone che patiscono in questo momento sono molto molto meno sole di quanto pensino. È che si tratta di scoprire, in qualche modo si tratta che l'indifferenza, la bolla dell'indifferenza si rompa. Se avessi qui due cose, mostrerei quelle cose che hanno i bambini di fare le bolle e mostrerei una piccola bussola, perché quello di cui noi abbiamo bisogno nel nostro tempo, che non è nostro nel senso che lo possediamo, spesso purtroppo lo subiamo o ci mettiamo in relazione, il vero problema è lo smarrimento. Noi abbiamo bisogno di orientamento, di
orientarsi. Prima magari di essere orientati e poi di auto-orientarci, perché se no saremo sempre fregati se non riusciamo ad arrivare a questo auto-orientamento. Scusate la parola fregati, ma in questo caso purtroppo è quello che sta nel fondo, del cuore di ognuno, quindi non dobbiamo avere paura delle parole, dobbiamo avere paura dei fatti, purtroppo. Va bene. Professore, un grande ringraziamento, porto a tutti i saluti di Don Enrico che non gode di buone salute in questi giorni ma ci assicura che sarà presente domattina, porto al professor Petrovic e al professor Geuss il saluto di Don Enrico e per noi è un grandissimo onore, un grandissimo arricchimento avervi avuto qui con noi. Ci auguriamo che gli atti di questo seminario possano avere la diffusione che io ritengo essi meritino, proprio per aprire quelle menti che in questo momento non mi sento di dire sono occluse, ma non sono interessate a dei problemi che invece dovrebbero essere nella quotidianità al fine di superare una gravissima crisi morale, che è il grosso dramma del momento. Come molte volte abbiamo detto, noi dobbiamo recuperare i nostri denari, ma prima ancora e insieme o dopo, ma comunque dobbiamo recuperare i nostri valori. Viceversa il futuro sarà ancora foriero di dispiaceri. È una sintesi eccellente questa. Detto da lei, professore, mi onora. Il fatto che io sia professore non significa che dica tutte robe giuste, anzi. Quelle che ha detto per noi, adesso non vorrei dire una banalità, ma effettivamente sono Vangelo, perché ha toccato con profondità, con estremo equilibrio dei temi che personalmente mi hanno, come dire, riempito, ecco, forse il termine più corretto è questo, cioè mi hanno davvero non solo arricchito, ma riempito. Grazie. Riuscissi a ricevere solo quello che è stato detto in questi 40 minuti, a trattenerlo, mi riterrei un uomo fortunato. Beh, ci sono gli atti per consolarci. Vero? Sì, per fortuna. Grazie professore. Allora, pazienza. Abbiamo concluso questa mattinata. All'esterno c'è un modesto buffet al quale siete invitati e l'appuntamento è per il pomeriggio alle 14:30. Grazie. Sente Don Enrico, mi dica tanto, perché eravamo quasi d'accordo di vederci, poi ho capito che lui non stava bene. La pressione oltre 200. Sì. E beh, c'era 83 anni. No, 78, 79, per noi è pochi comunque. Non so, poi uno tanto attivo, È iperattivo, no? si consuma. Poi la passione anche fa. Grazie tanto. Professore, grazie.